la crucifissione, il flagello, veramente un flagello quello che stiamo vedendo in questi giorni, soprattutto per gli operai. Abbiamo sentito gli scioperi della grande distribuzione, c'è qualcosa che non gira, nel senso che li paga, questa è la verità. Sono veramente ragazzi, giovani uomini, donne, famiglie, che veramente io mi domando dove vogliono andare a parare, perché con questi 4 soldi e vogliono anche orari che vogliono loro, perciò bisogna anche sapere la verità. Ne parleremo questa mattina con Paolino Barbiero, SPI CGIL Treviso, sindacato pensionati italiani, ma che non si occupa solo di pensionati, ma si è occupato anche di tanto altro anche nel passato, e penso che le cose le sappia benissimo. Ma insomma, Barbiero, vogliono sì o no rendersi conto che la persona che lavora va pagata nella maniera giusta e nel modo giusto e non con orari di una flessibilità pazzesca? Prego Barbiero. Sì, difatti i problemi sono 2. Uno, le paghe che sono ferme da molti anni perché non vengono rinnovati i contratti nella grande distribuzione, perché va precisato che nel sistema delle cooperative e nelle aziende commerciali aderenti a Confesercenti il contratto è stato firmato. Mentre nella grande distribuzione sembrava ci fosse la possibilità di arrivare appunto prima di Pasqua alla firma, invece hanno preteso ulteriori forme di flessibilità che sostanzialmente negano il concetto di tempo di vita e tempo di lavoro. Va considerato che nella grande distribuzione la stragrande maggioranza delle persone impegnate sono donne e, come sappiamo, sulle donne gravita la famiglia, non solo la propria ma anche la parte che riguarda gli anziani, perché molto spesso le donne di oggi, oltre alla famiglia propria, devono guardare i propri genitori, perché è un carico prevalentemente purtroppo che cade sulle donne, anche perché non ci sono i servizi complessivamente in grado di garantire la tutela degli anziani. Quindi non hanno voluto rinnovare il contratto e sabato c'è stato lo sciopero di 8 ore, in situazioni dove è anche difficile scioperare perché ci sono forti pressioni, perché ci sono aziende anche non organizzate, però in giro per l'Italia l'iniziativa è riuscita, e poi riteniamo che anche l'opinione pubblica ne debba parlare, cioè chi fa le spese tutti i giorni deve sapere che chi lavora in quei supermercati prende poco più di 1.200 euro quando va bene, e vogliono fare degli orari molto flessibili dove in una giornata tu devi rientrare anche 4 volte, quindi alla fine stai via molto tempo da casa di più delle ore che devi fare e hai retribuzioni basse. C'era tra chi scioperava sabato che mi diceva almeno ci dassero 4.000 euro al mese, quindi potremmo farlo anche questo sacrificio. Però questo non è, appunto, quindi noi ribadiamo che c'è la necessità di sostenere anche questi lavoratori che sono meno organizzati. Difatti anche come pensionati eravamo presenti a portare solidarietà a questa iniziativa. Poi dicevo a Mirella prima, mi è capitato di andare al supermercato sabato a prendere le ultime cose e c'erano ancora gli scaffali pieni di uova e di colombe, in alcuni supermercati li vendevano a 50 centesimi. Allora io dico, invece di venderli dopo Pasqua a 50 centesimi, che qualcuno rischia anche di ingolfarsi di colombe, potevano venderle a meno prezzo quando c'era prima. In più, se andiamo a guardare i profitti di queste multinazionali che gestiscono non solo i supermercati ma anche i centri commerciali, penso all'Leroy Merlin, penso a Hobby, penso alle grandi catene di distribuzione, l'Ikea stessa, hanno fatto il 30% di profitti. Allora non si può pensare che i profitti vanno tutti agli azionisti e non vanno invece redistribuiti alle persone che lavorano, e su questo noi dobbiamo essere molto vicini ai lavoratori e alle lavoratrici del commercio, perché si meritano molto di più di quello che prendono. Allora Barbiero, io penso saranno 2 anni che difendo l'operaio a spada tratta, nel senso che l'operaio per me è la spina dorsale del paese. È quello che lavora, è quello che produce, non è un ramo secco, non è un parassita, però nel nostro paese purtroppo l'operaio è visto come l'ultima ruota del carro, ma anche come società. Tu fai un operaio, dovremmo sposare un operaio, perché c'è anche questo da dire, e andiamo a pagare i CEO, però se i CEO prendono tutta quella montagna dei soldi è perché l'operaio lavora. Però l'operaio è rimasto fermo, perché basta vedere gli stipendi che ha detto Barbiero in questo momento, e questi grandi manager
questi top manager prendono una montagna di soldi. Allora io mi domando, in tutto questo arco di tempo, perché non è da ieri o da oggi che succede questo, possibile che come sindacato unito non siamo riusciti a portare avanti questa figura che è la figura fondamentale del paese, è l'ossigeno del paese. Qui fanno morire gli operai, gli artigiani, i piccoli industriali, anche quelli piccolini parliamo, i commercianti. Cioè, ma se noi continuiamo a pagare i parassiti, cioè la gente che non lavora, e non paghiamo la gente che lavora veramente, ma che lavora, cioè come può reggere un paese? Continuare a parlare di politicanti che, per carità, ce ne sono tanti in giro, ma quei soldi che prendono, anche se qualcuno dice non è quello il problema, intanto vediamo quanti soldi riusciremo a risparmiare. Ma soprattutto la figura dell'operaio, del pensionato, questo pensionato, guarda che quando vediamo questi scrigni magici che abbiamo, che sono i nostri diversamente giovani, come li chiamo io, dico ma cosa abbiamo fatto a questa gente? Io che ho un banco solidale il mercoledì che vengono a chiedere, poveretti, il pacchettino di caffè come vi racconto, o la borsa della spesa perché non ce la fanno. No, questi dicono guarda che non devi riscaldarti, devi avere 16 gradi in casa, non devi dare acqua ai fiori perché l'acqua costa troppo, dopo però i faiatici con piscine dentro e fuori. Cioè cosa si potrebbe fare per far capire anche i governi, perché non è il governo di adesso, tutti i governi che non si sono mossi per difendere la classe operaia, veramente nel senso vero della parola operaio, che opera, che lavora, che non è un parassita ma uno che produce? Barbiero? Questo è un tema molto vasto, perché noi abbiamo quello che dicevi tu, cioè la necessità di valorizzare il lavoro, sia esso operaio sia esso impiegatizio, nelle diverse poi trasformazioni che hanno subito negli anni le professionalità. C'è un dato in questo paese, che le professionalità non vengono valorizzate, tanto è vero che i nostri giovani, a cominciare dai laureati, se possono e se hanno la possibilità vanno all'estero. E questo è un primo elemento che deve interrogare tutti. Io sono d'accordo sul fatto che noi come sindacato dobbiamo tentare di aggregare di più e di creare più elementi di pressione perché il governo faccia alcune cose, ma anche gli imprenditori stessi. Ma la domanda che faccio io al governo e agli imprenditori stessi: hanno bisogno della pressione del sindacato o dovrebbero svegliarsi, visto che siamo svegli a Veneti, e provare loro a fare le cose che servono per mantenere i nostri ingegneri qui, i nostri tecnici specializzati, invece che vadano in Germania piuttosto che in Svizzera, in Francia e in Inghilterra, con tutte le difficoltà ulteriori che ci sono adesso per andare in Inghilterra da quando è uscita dall'euro, ma comunque vanno, perché ormai è risaputo che formare una persona fino all'università costa complessivamente allo Stato italiano circa 400.000 euro di tutto il ciclo scolastico. È chiaro che poi se queste intelligenze vanno a produrre all'estero, invece di aumentare la ricchezza in questo paese, la fanno aumentare nell'altro paese dove vanno. Poi c'è tutto il pezzo del lavoro dove magari non serve essere ingegneri, ma bisogna comunque che ci sia qualcuno che va nella linea di montaggio, qualcuno che va nelle case di riposo ad assistere gli anziani, piuttosto chi va in un bar a far da mangiare a tutti quelli che hanno girato durante le feste e non solo, o durante le vacanze estive, che sono sottopagati. Cioè tu lavori e sei povero, perché uno che fa 8 ore al giorno e delle volte ci mette anche dello straordinario e con difficoltà supera i 1.000 euro netti, non è un lavoratore che può pensare a progettare il proprio futuro. Proprio in questi giorni è uscita un'indagine che dice i giovani non pensano al futuro. Ma come possono pensare al futuro se non hanno una prospettiva di salario, di crescita professionale, di possibilità di dire ho quei soldi, ho la certezza che il lavoro continua e quindi faccio come hanno fatto i miei genitori. Quindi bisogna ricostruire in modo diverso, perché i tempi sono cambiati, una nuova catena del valore. Tra l'altro non è possibile che si continuino a fare alti profitti e non si redistribuiscano, perché questo lo devono capire anche gli imprenditori per primi. Se la ricchezza che loro stessi incassano e producono non la redistribuiscono, è chiaro che viene meno poi il potere d'acquisto delle persone che lavorano e dei pensionati.
Aggiungo anche, visto che appunto seguo i pensionati, qui c'è un altro elemento negativo che abbiamo di fronte. Noi abbiamo circa il 70% di pensionati che a malapena arrivano a 1.000 euro. Sono persone che non hanno avuto percorsi continuativi di lavoro, sono prevalentemente donne, ci sono le pensioni di reversibilità che sono capitate all'uomo o alla donna a seconda chi è deceduto in famiglia, quindi sono tutte pensioni basse sul quale il costo del lavoro pesa molto. E allora qui bisogna fare degli interventi di sostegno a queste pensioni, sapendo che poi è vero che c'è chi ha una pensione da 1.000 euro, ma magari ce n'è un'altra nella stessa famiglia da 1.500, quindi bisogna distinguere le persone che sono sole e che vivono solo di quella pensione rispetto a chi ne ha qualcun'altra in famiglia. Però il punto vero è che in questi 3 anni l'inflazione è stata del 16% e le pensioni sopra i 2.200 euro lordi, che vuol dire 1.300-1.400 netti, sono aumentate della metà, cioè sono state tagliate per fare cassa. Allora, anche qui cosa vuol dire? Che se tu fai questa operazione, invece di avere meno pensionati che stanno peggio, avrai più pensionati che stanno peggio. Certo. E lo dimostra il fatto, come dicevo prima, che adesso se vai ai supermercati le colombe e le uova di Pasqua te le tirano dietro, pur di non, come si dice, buttarle al macero. Sì, ma sbagliare è umano, ma perseverare è diabolico, perché è successo la stessa cosa con i panettoni a Natale, ma questo non gliene frega niente e continuiamo su questa scia. Adesso tra l'altro noi stiamo rinnovando una serie di contratti. Per esempio è stato rinnovato il contratto dei bancari e nel contratto dei bancari l'aumento è oltre di 300 euro, è quello più consistente, ma perché le banche hanno riorganizzato, hanno chiuso sportelli, quindi hanno ridotto tutta una serie di costi e chiaramente con il denaro che gira all'interno delle banche hanno il margine per fare questa operazione di maggior aumento. In alcuni casi questo maggior aumento è anche a scapito del fatto che si sono chiusi sportelli nei territori dove, se tu vai anche nella nostra pedemontana, non c'è neanche una banca, quindi la gente ha anche difficoltà, specialmente gli anziani che devono comunque avere un conto corrente per mettere la pensione, tutto quello che ci va dietro, non c'è né la posta né la banca e delle volte sono soli e non hanno l'auto, quindi stanno comunque creando una situazione di disagio, in particolar modo alle persone. E non si può dire che siano senza soldi le banche, Barbiero. Appunto, non si può dire, lo stavo dicendo prima. Abbiamo Rinaldo, ti ho fatto aspettare, ma era giusto sentire anche cosa ne pensava Paolino Barbiero, che di queste cose proprio ne sa tantissimo e voi dovete ascoltare attentamente, dovete fare sveglia Veneti, volete svegliarvi? Perché adesso guardate che bisogna proprio svegliarsi. Vai Rinaldo! Ciao Mirella e buongiorno Barbiero, che conosco, lo seguo finché avevi tutti i miei, intanto. So cosa che hai gastato e sei un bravo sindacalista, intanto. E dopo, gli operai, che maltrattai, va bene, perché sì, abbiamo tante belle industrie in Italia, ma senza operai, e c'era industrie, bisogna che l'operaio stia bene, continua a pareggiare il terreno per costruire o per impiantare granchi e roba che sia, va bene tutto, ma se il terrazzo che balordo, ti va sulle buse, e ora bisogna che l'operaio abbia le possibilità di vivere, va bene, adeguatamente, che non abbia tutti i pensieri che ha adesso e anche i pensionati. È vergognoso, tutti i nostri politici, di destra, di sinistra, di quello che ti vuoi, li pensa solo per gli affari suoi, li pensa a mettere a posto l'Europa, li pensa che Salvini pensa al ponte di Messina, che se lo faccia lui che i suoi che ciappano, e dopo se lo quita. Ma è bene, per esempio, le persone anziane che semmai una persona anziana malata ti fa diventare sano, ti crei libero, ti dà la libertà di muoversi, è il regalo più bello che i giovani da fare alle persone anziane, perché senza gli altri anziani non gli cavaria niente, perché adesso i giovani, gli anziani una volta risparmiava perché se non avevamo niente, una famiglia in sede in campagna si faceva a casa prima per il primo figlio, certo, dopo per il secondo, si comprava le fiere che faceva. Adesso i giovani mangiano tutto, la carrion, per amore di Dio, siga, ma bisogna pensare a fare domani e per chi che non ne dà, perché se sta bene la povera gente, stiamo bene tutti, perché sul poveretto sta bene,
non avevano pescato al governo, che faccia appunto quello che deve fare. Il governo deve essere come un'industria, se produce ricchezza per tutti va bene, se no via e se ne fa un altro. Ma è possibile che un deputato, un senatore, che ha 30 anni, 40 anni ti mangia con i sei sui, non con i suoi della fronte. L'unica roba che spende sei deve brave, stando sentati 30 anni su una carriera. Non sai neanche cosa che voglio dire a lavorare. È il lavoro che ho fatto io. Guarda, va bene, io ho fatto di tutto. Pensa Dai Rinaldo, che andiamo avanti. Dai. A Venezia, quando pensava le narance, non sei come adesso, che arrivava sulle cassette, arrivava treni, aerei fusa e Massimo mettere sulle casse. Va bene Mirella, ti saluto. Grazie caro Rinaldo, grazie infinite. L'ho visto che hai nominato Salvini, andiamo a vedere questo servizio. Salvini, invito CGIL, andiamo a sentire. Una proposta razzista e figlia di una campagna elettorale. Così Monica Zambon, segretaria CGIL Venezia? Sì, noi crediamo che questa proposta sia del tutto, come si può dire, fuori contesto, anacronistica, fuori dalla società. Così la CGIL Venezia sulla proposta del ministro Matteo Salvini, avallata anche dal ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, quella cioè di imporre il tetto del 20% agli studenti stranieri in classe. Salvini dimostra di non conoscere i territori, specie la realtà veneziana e mistrina, con la sua acclamata interculturalità. Per questo lo invitiamo qui. L'invito sempre da Venezia del segretario generale della CGIL. Lo invitiamo a farsi un giro, a farsi una passeggiata in città, a vedere la presenza di moltissime famiglie straniere che sono venute qui per lavorare, che vivono nel nostro territorio. Tra Mestre e Marghera sfiorano quota 50% le lavoratrici di origine straniera occupate in diversi settori, specie come addette nella polizia, negli esercizi alberghieri ed extra alberghieri, dati CGIL. Infatti, insomma, questi studenti sono figli di quella che è diventata una classe produttiva molto incisiva rispetto all'economia locale. Non dobbiamo mai dimenticare che questi lavoratori sono i lavoratori che lavorano a Fincantieri, sono le lavoratrici che lavorano negli appalti. Quindi mi chiedo quale sia, come si può dire, il vero scopo di una proposta del genere. Di certo non è una proposta volta a in qualche modo a determinare appunto la questione e a rendere la società sempre più inclusiva e appunto verso il multiculturalismo. Mettere un tetto al numero di studenti significa deportare ragazze e ragazzi a decine di chilometri da casa, facendo ricadere i costi sulle famiglie e incentivando la dispersione scolastica, concludono i sindacalisti rinnovando l'invito esteso a Salvini. Noi l'aspettiamo, ministro Salvini, ovviamente insomma rispettando gli impegni di tutte le dichiarazioni che lei puntualmente fa. Abbiamo in linea Livio da Padova, vai Livio. Ciao, un saluto a Paolino Barbiero. Ciao. Ciao, grazie. Livio. Volevo dire sui pensionati, bisogna tenere conto anche di una cosa, che molti pensionati che vivono da soli, non parliamo di pensionati che guadagnano 2-3 mila euro al mese, ma pensionati che sì, insomma, ne guadagnano dai 1.000, 1.200, 1.500, insomma. E deve tener conto anche del fatto che vivendo da soli devono dunque pagare il riscaldamento, se hanno un'auto, tutte le spese inerenti all'auto, se hanno spese mediche devono pagare, sono altissime. Tante cose, per cui la pensione deve bastare e non è divisa tra i componenti del nucleo familiare. Deve affrontarlo il pensionato, se una pensione è bassa o è medio bassa è un onere che il pensionato non ce la fa a vivere. Ecco, volevo sentire anche Paolino Barbiero, grazie. Grazie Livio, prego Paolino Barbiero. Sì, Livio ha toccato il tema che stavamo parlando prima, nel senso che noi abbiamo una situazione di pensioni basse e costi che aumentano e quindi bisogna trovare forme di sostegno per queste pensioni, in particolar modo laddove c'è l'unica pensione, cioè non ci sono altri redditi all'interno del nucleo familiare. Poi
tra l'altro quello che diceva Livio, c'è un altro tema che aggrava ancora di più la situazione, e cioè sono i pensionati soli non autosufficienti, perché se sei pensionato non autosufficiente e hai una rete familiare, in qualche modo te la cavi. Se sei da solo rischi che alla fine qualcuno venga a bussare alla tua porta e tu non sei in grado di rispondere, perché succede anche questo. In una situazione sempre più complicata, perché nei centri servizi per anziani, quindi nelle cosiddette case di riposo, i posti sono limitati rispetto alla domanda crescente, e quei posti comunque non è che te li regalano, cioè se hai la fortuna di entrare dentro il circuito del contributo che ti dà la regione, quindi che sei accompagnato dall'impegnativa, te la cavi, per modo di dire, con 1.600-1.700 euro al mese. Se quella fortuna non ce l'hai, perché ormai è un terno all'otto prendere anche l'impegnativa, perché sono circa il 75% di impegnative che rispetto al 100% che ci vorrebbe. Se non sei tra quel 75% devi tirar fuori di tasca propria 2.700, 3.000 euro, perché stiamo parlando di 100 euro al giorno. E sappiamo perfettamente che i pensionati non hanno queste cifre a disposizione, anche quelli non autosufficienti, a cui si aggiunge poi l'accompagnatoria oltre alla pensione, ma non arrivi mai a quella quota. E questo è uno dei temi che noi stiamo facendo presente alla Regione, perché bisogna spostare risorse su questo versante, almeno fino al 2040, perché poi c'è la curva che cala. Approfitto su questo per fare l'altro ragionamento rispetto anche a quello che diceva Rinaldo. Noi abbiamo il problema degli operai. Abbiamo il problema degli operai che sono pagati poco rispetto a quello che dovrebbero essere pagati e rispetto alla redditività che fanno le imprese, ma abbiamo anche un problema demografico, cioè finora il nostro sistema produttivo, pur richiamando anche stranieri da altre parti, si è retto sul fatto che quelli che entravano, quelli che sono nel mercato del lavoro sono quelli nati tra gli anni 50, 60, 70. In quegli anni là le culle, i nuovi nati, erano più di 1 milione. Guardate bene questi numeri, perché i nati nel secondo millennio si sono ridotti gradualmente fino ad arrivare all'altro ieri e siamo a 380.000. Quindi vuol dire che noi abbiamo più che dimezzato, perché sono 1/3 di giovani in meno di quello che ha sostenuto lo sviluppo economico. Adesso è vero che c'è anche la tecnologia, ma è anche vero che per quanta tecnologia tu ci possa mettere, compreso anche l'intelligenza artificiale, devi sempre avere un lavoro che viene fatto dall'intelligenza umana, dalle braccia, dalle capacità di vedere se le cose sono dritte o sono storte, mettiamola così per semplificare il concetto. E noi rischiamo di non trovarci in questa situazione. Tra l'altro ricordo a tutti che con la crisi il livello di immigrati che erano in quest'area e hanno deciso di andare dall'altra parte ha comunque diminuito gli immigrati presenti. È anche chiaro che poi sui 380.000 nati l'incidenza maggiore, anche se adesso i comportamenti stanno diventando simili tra le famiglie di immigrati e le famiglie di italiani in termini di natalità, ma l'incidenza maggiore è degli stranieri. Per cui tu vai in alcuni paesi della pedemontana nostra, dove se tu metti la soglia del 20%, devi davvero mettere i furgoni a portare le gente per le scuole a redistribuirli. Quindi è una trovata che non ha né capo e né coda. Io adesso non so se serva invitare il ministro, perché non c'è peggior sordo che non voglia sentire, perché non credo che il ministro non sappia queste cose qua. E ancora una volta, se dice queste questioni per grattare la pancia e prendere dei voti, noi non creiamo il futuro della nostra generazione per i nostri figli, perché comunque questi sono insieme. Bisogna creare le condizioni perché l'integrazione sia effettiva all'interno di queste scuole. Ci sono scuole nella pedemontana che se non ci fossero gli stranieri avrebbero chiuso le elementari e quindi tutti sarebbero costretti a fare chilometri in più per andare a scuola e non avere più servizio dentro alla propria comunità. Abbiamo Mirella da Riese Pio X. Ciao Mirella. E buongiorno a tuo vicino là. E volevo dire che no, io prendo molto poco di reversibilità e non tiro neanche la pensione mia perché ho lavorato 12 anni e non ho niente di pensione.
E con 720 euro abito in un condominio, non so, spese di qua, la luce di là e quell'altro, ma a fine mese non campi canto, Io sono proprio presa per il collo. Sì, ecco. Con questi soldi che hai detto Capisco, che perché prego. la reversibilità è il 60% di quello che ha maturato in questo caso certo. il marito, e quindi chiaramente non avendo lavorato la signora o versato per 15 anni all'epoca i contributi, in questo caso molto probabilmente si era accorta quando ha finito di lavorare i 12 anni, poteva chiedere di versare i contributi per i 3 anni che mancavano a fare i 15, quindi avrebbe avuto una pensione minima. La politica si è tenuta la reversibilità completa nel silenzio totale di tutti, perché loro la reversibilità ce l'hanno completa. Come mai è successo questo? Già inciampa una montagna dei soldi, anche la reversibilità completa, e sta povera Crista, che lei, come tante che chiamano al mattino, si è vista la reversibilità tagliata. È una roba grande, ma lo si sa, no, che chi, come si dice, governa e chi raggiunge il potere alla fine si fa sempre i privilegi per sé. Ricordo a tutti che tra l'altro c'è stato anche un periodo, e quindi dobbiamo sempre tenere le antenne alte, dove l'allora ministro Fornero, quando ha fatto la riforma per compensare i maggiori costi che aveva e pagare i debiti che l'Italia appunto aveva e ha, voleva intervenire ulteriormente riducendo la copertura come si dice, delle pensioni di reversibilità, perché fanno un calcolo molto semplice: se intervengono su 100 parlamentari fanno un'operazione che è un'operazione morale vera. Va fatta, non sto dicendo che no, va fatta. Il punto vero è che recuperano pochi soldi rispetto al fatto che se riducono il 10% della pensione di reversibilità, di milioni di reversibilità, ne prendono molto di più. No, ma anche loro lo fanno. Certo, ma io sto dicendo, se lo fanno loro e poi lo fanno anche gli altri, non è che risolviamo il problema, perché le pensioni di reversibilità nostre sono basse. Che lo facciano loro e che trovano il modo di garantire le coperture delle pensioni di reversibilità. Perché è proprio scandaloso. Anche perché tra l'altro la pensione di reversibilità è uno strumento che dobbiamo tenerci molto a cuore, perché in Europa non ci sono tutti i paesi che ce l'hanno ai livelli che ce l'ha l'Italia, e quindi sono sempre tentati ad andare a toccare là. Il caso della signora è il caso emblematico dove alla fine, se c'era un po' di accortezza a suo tempo e pagava i contributi per 3 anni, quindi arrivava al minimo di 15 anni, poteva avere i 600, in aggiunta alla reversibilità, poteva avere i 600 euro di pensione minima. Però sai, sono scelte che nella vita... Bisogna avere anche i soldi per pagare i contributi, Barbiero, perché tanti poveretti, anche volendo, non avrebbero potuto farlo, perché questa è la verità. Ma si poteva fare. Io ho consigliato anche a delle persone che gli mancavano 2 anni di pagare i contributi e di fare un mutuo, perché hanno fatto un mutuo per 4.000 euro e poi gli è arrivata la pensione di 500 euro per tutta la vita. Quindi ci sono diverse situazioni. Delle volte, come dicevo prima, prevale la logica dell'ignoranza, non perché le persone sono stupide, è che ci sono tante di quelle materie che se tu non conosci e non c'è qualcuno che te le spiega, perdi delle opportunità di tutela. Questo caso è emblematico. Noi abbiamo molte persone che dicono: ma io ho lavorato 12-13 anni, cioè non 2-3, 12-13 anni e poi ho smesso di lavorare. E allora la parte più attenta ha fatto l'operazione di richiesta di versamento dei contributi volontari, poi alla fine poteva anche non versarli, poteva versarli anche, cioè faccio un'ipotesi, una persona che 30 anni fa ha fatto la richiesta di contributi volontari perché aveva 12-13 anni, poteva anche non versarli subito, potrebbe versarli anche adesso o magari nel periodo in cui aveva una condizione di reddito migliore. Nel momento in cui aveva fatto quella richiesta valeva la regola dei 15 anni. Se poi tu non l'hai fatta, chiaramente sei entrato nella regola dei 20 anni. Però quelli più attenti, quelli che sono rivolti anche a noi, perché il sindacato serve anche a questo, cioè dare le informazioni giuste al momento giusto, per fare in modo che le persone acquisiscono quelli che noi chiamiamo i cosiddetti diritti inespressi. E purtroppo troviamo molta gente che per ignorare, come si dice, le norme, alla fine ha perso delle opportunità. E anche non le conosce, perché in effetti andare agli sportelli non è da tutti, non siamo stati abituati, perché è anche qui, io dico sempre, rivolgetevi ai sindacati, rivolgetevi, non fate il fai da te, oppure Minovo combatta, questa già penso no, andate a verificare le pensioni, non si sa mai, andate a controllare, fatevi accompagnare se siete da soli, ma andate a verificare queste cose, perché sono fondamentali, specialmente
queste persone sole. Ma secondo lei, Barbiero, c'è la volontà di fare un passo in là, cioè di far capire l'importanza di queste figure? Sto parlando proprio del pensionato, dell'operaio. Poi stiamo diventando un paese di pensionati, perché diversamente giovani, basta vedere i centenari quanti ne abbiamo. C'è secondo lei la volontà di guardare oltre quella che è la politica, la sporca politica a volte, che ti fa fare dei passi indietro, dei compromessi assurdi? C'è questa volontà, secondo lei, da parte di tutta la classe politica, di capire che l'Italia è un paese che sta invecchiando precocemente e non abbiamo le risorse per andare avanti? Non solo non abbiamo le risorse, abbiamo già un debito sulle spalle che è molto elevato, quindi non bisogna mai dimenticarci che il debito pubblico, se andiamo a guardare per esempio un paese europeo, sentivo l'altro giorno il Portogallo ha abbassato il suo debito pubblico ed è sceso sotto il 100%, in Italia siamo saliti sopra il 170%, quindi quel debito va pagato, tu lo puoi aumentare, ma c'è sempre qualcuno che ti chiede gli interessi intanto di quello che ti presta, e poi a un certo punto, oltre a pagare gli interessi, devi pagare il debito. Quindi è la somma di politiche sbagliate che si sono succedute negli anni, quindi insomma tutti i governi ci hanno messo del proprio. Per esempio adesso stanno parlando di incentivi all'auto elettrica. Allora, anche se tu fai gli incentivi all'auto elettrica, ci sono dei redditi da pensione o da lavoro che non possono permettersi di comprare l'auto elettrica neanche, come si dice, con gli incentivi, e devono andare via con un'auto usata se hanno la fortuna di poterla gestire, e sono costretti a questo. Quindi è inutile che vai a mettere là, anche perché sentivo stamattina Stellantis, dove c'è la Fiat dentro, ha fatto un sacco di profitti, ma ha evidenziato che in Italia ci sono 2500 esuberi, e tra l'altro dice sono esuberi volontari, quindi se andate via vi do anche dei soldi. È chiaro che molto probabilmente tutti quelli che sono vicini alla pensione si fanno due conti, prendono i soldi e scappano, però quei soldi là qualcuno li deve pagare, e dove li recupera Stellantis? Li recupera dagli incentivi che il governo darà se si comprano auto elettriche. Cioè, quindi è sempre un giro che alla fine guarda a chi i soldi ce li ha già e non guarda a chi invece ne avrebbe più bisogno. Questo è l'elemento che bisogna rompere. Allora, per esempio, anche qua sulla pensione dicono che vogliono portare le pensioni minime a 1000 euro, con una serie di artifici sono arrivati a 600, hanno raccontato un sacco di bugie in 2 anni, perché poi alla fine quelli che sono arrivati a 600 quest'anno gli hanno dato un aumento di 14 euro, perché è stata assorbita la parte aggiuntiva che l'hanno messo l'anno scorso, ma per un motivo molto semplice, perché i soldi non ci sono. Ora, siccome tra l'altro le pensioni sono commisurate ai contributi, quello che noi stiamo tentando di dire, guardate che tutti siamo d'accordo che le pensioni basse vanno portate a 1000 euro, ma se non hanno versato i contributi per fare i 1000 euro, vuol dire che alla fine tu generi ancora debito. Bisogna trovare altre modalità, cioè chi ha le pensioni basse deve trovare il modo di fare delle scontistiche sui generi di prima generi di prima necessità, devi fare degli sconti sulle bollette, cosa che è stata fatta, ma proprio questa mattina hanno annunciato che dal 1° di giugno mi pare le tolgano, quindi abbassano l'ISE per avere lo sconto in bolletta, e nel frattempo comunque c'è già stato un incremento del gas. Diciamo, le famiglie sono state un po' fortunate perché l'inverno è stato un po' tiepido e meno freddo, ma non è sempre così, anche perché per quanto sia diminuito non è mai ritornato ai livelli prima che scoppiasse la guerra in Ucraina. Luciano da Verona, vai Luciano. Pronto? Sì, buongiorno. Pronto, buongiorno a lei signora e anche a Barbierato. Volevo parlare con Barbierato se è possibile. Barbiero. Il Barbiero, scusa, mi sono sbagliato, io lo guardo Tranquillo, sempre. tranquillo. Sì, praticamente io con i miei figli mi sono comportato in una maniera strana forse. Io ho studiato e qua e là, anche i miei figli, io invece quando avevo 15 anni che ho finito la terza media, mio figlio l'ho mandato a lavorare. E l'ho mandato a lavorare, io le avevo già detto alla signora tanti anni fa, qualche anno fa. E io le ho preso un idraulico, un mio amico che io ero un dirigente, e praticamente lui ha assunto mio figlio, pagandolo logicamente
lo stipendio e mettendolo anche in regola. E io le ho detto, guarda, se te non ce la fai, i soldi per pagare mio figlio te li do io, te li devi solo insegnare il lavoro, però lo devi mettere in regola. Perfetto. Mio figlio attualmente ha 42 anni, è un dirigente della ferrovia, perché ha studiato, poi successivamente ha studiato, è diventato perito termico, e adesso attualmente ha 42 anni, ha 28 anni in regola. 28 anni in regola perfettamente, perché io tutti gli anni controllo tramite il sindacato. Sono amico anche di Barbierato, l'ho conosciuto anche personalmente. A mia figlia, uguale, l'ho mandata a fare la parrucchiera e l'estetista. Ha continuato i suoi anni di lavoro, adesso ha 52 anni e ha 38 anni in regola. Ha capito? Qui invece c'è della gente che non ha mai lavorato, va a studiare fino a 35 anni. Tutti quanti che vadano pure a studiare. E poi cosa pretendono? E cosa pretendono? Alla fine bisogna pagare le marchette, si chiamavano una volta, i contributi per avere la possibilità di avere una pensione sicura. Luciano, ti ha fatto sorridere Barbiero, no Barbierato, ti ha fatto sorridere Barbiero. Grazie Luciano, risponde subito Barbiero dopo la pubblicità. Abbiamo Nadia in linea, vai Nadia, ciao. Ciao Mirella, buongiorno al tuo ospite. Niente, signor Barbiero, Sì? ho visto tante trasmissioni dei sindacati, però non ho mai sentito parlare degli statali. Quando l'INPDAP ha dato incarico all'INPS, tutti i pensionati, tutti i dipendenti statali, esercito, ferrovie, poste, tutti quanti. Giornalisti, Però adesso coltivatori diretti. l'INPS continua a pagare le pensioni di questi statali, però lo Stato non ha dato i contributi che ha incassato all'INPS e penso che si trova questo buco anche per questo. Grazie, arrivederci e buona giornata. Grazie a te Nadia, prego Barbiero. Allora, partiamo dal telespettatore di prima. Da Luciano. Da Luciano. Luciano ha fatto una delle cose che negli anni 70-80 molte famiglie facevano, cioè i figli andavano a lavorare e studiavano, cioè era una sorta di alternanza scuola-lavoro, fai da te, la chiamo io, cosa che poi per norma è stata introdotta anche nella legislazione italiana, ma che è poco utilizzata rispetto alle potenzialità che potrebbe avere. Cioè il fatto che un giovane da 17-18 anni, perché il minimo, l'età scolastica è stata alzata, l'obbligo scolastico è stato alzato a 16 anni e forse lo porteranno a 18, impari un mestiere è un fatto importante, perché adesso gli industriali si lamentano che non trovano le professionalità, ma le professionalità bisogna formarle. La mia generazione ha cominciato a lavorare nelle piccole imprese, nell'artigianato, nell'edilizia e quindi in qualche modo ha imparato un mestiere, e sono anche quelle persone che nelle crisi che ci sono state poi negli anni 2000-2010 si sono facilmente ricollocati perché avevano anche imparato dei lavori manifatturieri, mettiamola così, e altri invece hanno avuto la capacità di lavorare, contribuire alla crescita del reddito della propria famiglia, di studiare e poi di trovare anche delle opportunità, come ha detto Luciano. Io penso che appunto bisogna fare di più alternanza scuola-lavoro, anche perché è l'unico modo perché le persone arrivino formate e perché la scuola si adegui anche alle nuove necessità che ci sono all'interno delle imprese, perché indubbiamente non abbiamo né le imprese industriali né le attività artigianali che sono uguali a come si lavorava 40 anni fa. Le cose cambiano, migliorano, ci sono tecnologie e quindi anche fare lavori manifatturieri comporta di avere delle conoscenze e delle intelligenze in più che non maturi sicuramente solo finendo la scuola alla terza media o poco più.
Fermo perché c'è Maria da Padova, se no mi casca lì, dopo rispondiamo sia a Nadia che a Maria. Vai Maria. Buongiorno, niente, volevo fare una domanda al signore. Sì. Guardi, allora, non so quant'è che prende chi ha versato chi ha lavorato 12 anni per esempio e poi ha versato i contributi per gli altri 3 anni per arrivare ai 15. Io sono arrivata a più di 20 e sa quanti soldi mi danno l'INPS? Prima era 140, una volta, 20 anni fa, e adesso mi danno 190 e qualcosa. Ma dove sono i 500-600 che lei? Anch'io pensavo di prendere quelli, sui 400 pensavo di prendere. Prendo un cavolo e ho la reversibilità di mio marito. Ecco, la reversibilità, quant'è la reversibilità? Allora in tutto quanto certo, prendi chiaro. Maria? Quanto prendi in tutto con la reversibilità? Neanche 1.000 euro non prendo. Neanche 1.000 euro, perfetto. No. Maria, adesso risponde Barbiero, molto chiara. Allora Nadia e Maria Barbiero. Allora, l'integrazione al minimo quest'anno è di 598, poi però c'è una quota aggiuntiva e quindi si superano i 600. L'integrazione al minimo è garantita a chi non ha altri, come si dice, redditi. Quindi avendo la reversibilità, l'integrazione al minimo si riduce sulla base di scaglioni prestabiliti. Però sentendo quella quota, quindi lo dico col beneficio di inventario, nel senso che un conto è fare un ragionamento teorico, un conto è guardare le carte, e io consiglio sempre di guardare le carte prima di fare delle affermazioni. Se tra la somma dei due non supera i 1.000 euro, credo che ci sia qualcosa che non funziona nella pensione della signora. Quindi la invito a rivolgersi a un patronato a fare un controllo per essere sicura al 100% che è quella, anche perché noi che facciamo le verifiche delle pensioni dei nostri iscritti e quelli che fanno la pratica da noi, che abbiamo le carte in archivio, troviamo, sono le cosiddette non conformità, cioè un'applicazione non corretta che l'INPS fa, perché in mezzo a centinaia di dati può anche essere che le macchine si sbagliano e ci sono dei recuperi da fare. Quindi io invito la signora a fare un tentativo presso un patronato a fare una verifica. Certo. Almeno sa che quello che prende è giusto, sarà arrabbiata, ma quello è. E invece se scopre che c'è qualcosa che non funziona, era meglio che andasse prima, perché poi quando le cose non sono corrette, ci sono delle ricostituzioni delle pensioni da fare, si possono recuperare 5 anni, ma se questa cosa qua magari persiste da 10-15 è chiaro che si è persa un'opportunità di recupero maggiore. La Nadia che ha detto tutti quanti sono riversati all'INPS? Sull'INPS intanto dobbiamo precisare che il bilancio dell'INPS 2023 tra entrate e diciamo uscite si è chiuso con un avanzo a favore dell'INPS, quindi non c'è in questo momento una situazione di squilibrio. È chiaro che ci sarà negli anni a venire proprio per effetto dei flussi demografici che vi dicevo. L'appesantimento è stato dato per una parte dall'INPDAP, da quelli provenienti dall'INPDAP, perché c'erano le cosiddette pensioni baby che adesso si sono esaurite, ma la parte più consistente di appesantimento dell'INPS è stato fatto da altri fondi che sono entrati all'INPS, e non ci sono solo i ferrovieri piuttosto che i postali, sono entrati anche i giornalisti perché a un certo punto non reggevano più, sono entrati i commercianti, sono entrati i coltivatori diretti, cioè tutte quelle categorie che 40 anni fa avevano un numero consistente di persone che lavoravano e che adesso invece si sono assottigliati, quelli che lavorano, e quindi quei fondi non erano più in grado di garantire le coperture con le entrate correnti delle pensioni, e quindi tutti questi fondi sono stati caricati sull'INPS. Poi dobbiamo ricordare che l'INPS, specialmente già prima, ma con il Covid ancora di più, ha assunto tutta una serie di prestazioni monetarie importanti, e quindi chiaramente se tu
chiedi all'INPS di coprire ulteriormente le famiglie con bonus varie, devi anche trovare le risorse che vadano a coprire le maggiori spese. Pensiamo alla riforma degli assegni familiari. La riforma degli assegni familiari, che prima la prendevano solo i lavoratori dipendenti e che adesso la prendono i lavoratori dipendenti ma anche gli autonomi, quindi si è allargata la platea e si è aumentato notevolmente l'assegno familiare, ha comportato circa 10 miliardi in più di risorse strutturali. Allora, o le copri o rischiano di andare a debito pubblico, ma se vai a debito pubblico prima o dopo il conto te lo domandano, e quando ti domandano il conto per coprire il debito pubblico la cosa più semplice è quella di dire: beh, a questo punto ci sono dei pensionati che prendono più di 1.500 euro, non gli diamo più gli aumenti. Come si dice, prendere 1.500 euro di pensione sia rubare qualcosa rispetto, io sono d'accordo con i telespettatori, quello che prendono i nostri parlamentari, cioè, anche perché ricordo che quelli che hanno le pensioni medie sono quelli che hanno versato 43 anni, 44 di contributi, quindi quei soldi non sono se li sono meritati, ma quei soldi che hanno versato servono anche a garantire le pensioni minime integrate e anche le reversibilità. Allora salutiamo anche l'assessore Francesca Benciolini, assessore alle politiche abitative del Comune di Padova, che è qui con noi. Anche che qua. Contenta che sono finalmente assessore, finalmente. Anche qui sulle tutti politiche che la abitative. reclamavano con sta Padova, con queste situazioni abitative, perciò la saluto, ma prima devo dare la parola a Gianfranco Valeri da Cesalto. Vai Gianfranco. Sì, buongiorno signora Bellella. Buongiorno. Buongiorno signor Barbiero. Buongiorno all'assessore. Ecco, signor Barbiero, ecco, approfitto di lei per farle questa domanda. Questi giorni proprio di Natale, io sono un po' anziano, no? Ho visto un noto imprenditore italiano che si è fatto operare d'urgenza e praticamente è stato trattato benissimo e tutto, però è riuscito a ipotecarlo. Poi un'altra cosa, le dico signor Barbiero, un tennista bravo, non so dove ha imparato a giocare, credo in un campo di tennis che abbiamo pagato tutti. Poi anche questo cosa ha fatto? È riuscito a ipotecarlo anche questo. Allora chi paga le tasse? Signor Barbiero, io 55 anni fa mi sono battuto quando era l'AMA Storpi e Vanni, perché i sindacati dovevano andare dentro nel consiglio di amministrazione delle aziende. Quelli erano gli anni buoni, se si andava dentro sono convinto che adesso si stava un po' meglio. Ecco, volevo il suo parere, buongiorno e grazie. Grazie Gianfranco Valeri, ti risponderà subito, ma prima passo la parola all'assessore Benciolini, anche perché ci dirà la situazione abitativa a Padova, perché sapete benissimo l'importanza di parlare della situazione abitativa. Prego assessore. Buongiorno a tutte e a tutti, grazie intanto dell'invito. Come delega appunto il tema delle politiche abitative tra le altre, è un tema per noi veramente molto urgente, come lei ha detto. Bene, il tema dell'abitare è un tema che sta anche impegnando tante persone singolarmente, ma anche un dibattito pubblico, ed è un tema che anche a livello veneto è molto diversificato, perché abbiamo delle aree, soprattutto quelle urbane, che hanno grande richiesta di poter abitare in queste aree, ma poca disponibilità di abitazioni, e dall'altra parte abbiamo dei territori in cui invece da cui le persone vengono via e che devono attrezzarsi per cercare di essere attrattivi nei confronti di nuovi cittadini e cittadine. Quindi il tema è molto complesso, e su città soprattutto come Padova, Verona, Venezia, che hanno anche una vocazione turistica e universitaria, diventa un tema particolarmente urgente, perché si sommano varie tipologie di richieste dentro un contesto in cui sono aumentati moltissimo gli affitti, è aumentato moltissimo il costo dell'abitare a parità di stipendi in realtà, perché i nostri stipendi sono fermi da tanti anni, e quindi alla possibilità di pagare un affitto non corrisponde sempre la possibilità di avere una casa
sostenibile per quell'affitto. Senta, assessore Benciolini, io volevo chiederle una cosa. Io sono anni che tento di capire, anche di entrare a vedere tutti questi appartamenti vuoti. Non c'è l'abitabilità, così dicono, però non mi fanno mai entrare con le telecamere, non so perché. Però se i bonus, veramente i super bonus, fossero stati inseriti in un contesto di metterli proprio su questi appartamenti, che sono tantissimo, che non sono a norma, così si dice, forse saremmo andati meglio. Noi abbiamo visto sprecare questi soldi e dati a persone che si sono rifatti le ville, le case anche belle, che avevano la possibilità di farlo benissimo, senza nessuno che intervenisse. Allora io mi domando, soldi per fabbricare su altre aree non ce ne sono. Abbiamo delle liste impressionanti di persone che vorrebbero anche cambiare la casa, ad esempio Livio da Padova, che la metterò anche in contatto, ha un appartamento molto grande, dice cosa me ne faccio da solo in un appartamento grande così, me ne basterebbe uno di più piccolo e c'è libero anche questo. Ma è tutto difficile in Italia perché c'è la burocrazia, sono passaggi veramente interminabili. Ma allora noi cosa faremo? Perché non vedo che si faccia dei passi avanti, assessore. I giovani, ma come fanno, come diceva Barbiero prima, a programmare un futuro con 1.000-1.500 euro di stipendio quando te ne chiedono 500-600 euro per un appartamento? Se va bene. Quando se tu studi di una camera ti chiedono 500-600 euro, 300 euro se sei anche in 2-3 che riesci ad averla. Ostelli non ne facciamo. È un comune grandissimo, comune della cultura, dell'associazionismo. Ma come vedete la situazione? Perché allora i vecchi sa cosa dicono? Mi vede ora che morimo, così telefona, assessore. I giovani dicono meglio che vada da un altro paese, speriamo vada meglio. Ma si può continuare in un paese così? Ci chiamano anche il bel paese? Prego, assessore Benciolini, poi sentiamo Barbiero che risponderà anche a Gianfranco Valeri. Prego, assessore. Allora, lei ha messo moltissima carne al fuoco come e sempre. Ha dato un quadro anche molto, molto complesso, molto diversificato, molto corretto. Allora, torniamo un attimo indietro. Se è partita dai bonus, allora i bonus effettivamente non erano previsti per l'edilizia residenziale pubblica, che ricordiamo sono quegli appartamenti di proprietà pubblica gestiti o dai comuni o di proprietà o dei comuni o di ATER. Per questi appartamenti lei giustamente ricorda ce ne sono molti vuoti, il comune di Padova su 1600 appartamenti ne ha circa 300 dentro i quali non può mettere nuovi nuclei familiari perché non abbiamo avuto la possibilità negli anni passati di avere quei fondi che spetterebbero alla regione che ci permettono di riattare questi appartamenti. Quindi effettivamente c'è un grande numero di appartamenti che sono sfitti in cui c'è bisogno o di ristrutturazione proprio dell'intero complesso oppure di riatti. Il Comune di Padova in questo momento sta assegnando nuovi fondi proprio per garantire i riatti e quindi per permettere a quegli appartamenti di essere poi assegnati secondo questa graduatoria che, guardi, è appena uscita in questi giorni la graduatoria provvisoria del bando 2023 per l'edilizia residenziale pubblica. Abbiamo 1800 domande. A fronte di queste 1800 domande nei prossimi anni speriamo di mettere a posto almeno i 300 appartamenti che attualmente sono sfitti. Allora, 1800 domande, 300 appartamenti, perché a casa devono capire bene i numeri, sono importanti i numeri. 1800 persone sono in graduatoria. Attenzione che tra queste 1800 persone ci sono persone che ne hanno un bisogno immediato, ci sono persone che dicono vabbè, provo intanto a entrare nella graduatoria perché magari nel tempo riesco ad avere questa assegnazione. Però è chiaro che questi sono i numeri. Attenzione che nella graduatoria 1800 rientrano anche le assegnazioni di case ATER, quindi non soltanto le 300, in questo momento lo sfitto per il comune è 300, per l'ATER è circa tra i 400 e i 500. Quindi in realtà ci sarebbero le case e stiamo facendo tutti gli sforzi possibili per rimetterle a disposizione. Sicuramente manca una politica nazionale e una politica regionale che in questi anni abbiano supportato questo tema, il tema casa. Abbiamo avuto per tanti anni dei piani casa a livello nazionale che costruivano case pubbliche e ultimamente, negli ultimi decenni, le case pubbliche sono state vendute e non le abbiamo più a disposizione. Quindi non possiamo metterle a disposizione
in generale, perché non ce ne sono più così tante e quelle che ci sono non hanno avuto quei finanziamenti necessari a metterle a disposizione. E ha fatto bene a dirlo, perché io lo dico sempre, per me è scandalizzato e continua a scandalizzarmi questa vendita di questi appartamenti, perché sono soldi di tutti, perché noi abbiamo pagato una volta il GESCA, perciò queste case sono state fatte con tutti i nostri soldi e trovo veramente ingiusto che siano stati vendute, perché erano case di emergenza, erano case che dovevano essere assegnate a famiglie che erano in difficoltà, perciò hanno fatto tutti quanti, e parlo di tutti, una cosa veramente indecente, lo dico io, gente che poteva prendersi un appartamento in un altro luogo, pagarselo, si sono comprate questi appartamenti a costi veramente irrisori a volte e adesso hanno l'appartamento e chi ha bisogno fila. Barbiero, rispondiamo anche al nostro Valeri, e cosa dice di quello che ha detto l'assessore Benciolini? Parlava di un noto imprenditore che è stato a San Raffaele. Bisognerebbe anche guardare fino in fondo, avendo la residenza all'estero, se magari non ha trovato il giro per aggirare le norme e andarci con il servizio sociale nazionale, il servizio sanitario nazionale, perché a San Raffaele è convenzionato e quindi se tu hai problemi e vai là perché fanno delle cure di un certo tipo, puoi andare col servizio sanitario nazionale. Conoscendo il Briatore, che fa sempre la predica a tutti gli altri di come dovrebbe funzionare un paese, non mi meraviglierei se fosse successo anche queste cose, insomma, anche perché è amico della Santanchè, che abbiamo visto che non si è fatta scrupolo di mettere le persone in cassa integrazione per risparmiare e farle lavorare lo stesso. Quindi è chiaro che ci indigniamo di fronte a questo. Non possiamo non essere d'accordo con i telespettatori, però questa è la situazione che abbiamo di fronte. E poi questi sono gli imprenditori in cui noi dovremmo entrare nei consigli di amministrazione. Io nella mia vita sindacale ho fatto delle esperienze di consigli di amministrazione e mi sono scottato le mani, e quindi quando sei scottato dall'acqua calda hai paura anche della fredda, non ti fidi più, non c'è un tessuto imprenditoriale in cui tu entri in consiglio di amministrazione e c'è una dignità alla pari, essendo anche aziende familiari, a conduzioni familiari, che molto spesso, una volta che il fondatore va in declino, i figli non riescono più a prenderla. Pensate se c'è una cultura di entrare dentro il consiglio di amministrazione, guardare i conti, capire come redistribuire bene. Credo che ci vorrà ancora un po' di tempo. Volevo solo fare una riflessione sulle politiche abitative, perché mi occupo per la Cigelli Treviso di rigenerazione urbane, che è il tema dei temi, perché noi oggi abbiamo la necessità di riqualificare tutto quello che di costruito c'è. Dal punto di vista nostro, se andiamo a guardare tutto ciò che è abbandonato nelle città e anche nei paesi e nelle periferie, non c'è la necessità di costruire il nuovo. È chiaro che ci sono ancora dei programmi di urbanizzazione che vanno completati, ma bisogna prendere in mano quello che c'è. Siccome ristrutturare costa di più che fare nuovo, delle volte rende anche meno, bisogna trovare le formule anche qua di bonus intelligenti che vadano a spingere su quella direzione. Guardate, la nostra generazione, quando si è fatta una casa, se doveva fare un mutuo aveva davanti a sé 10-15 anni di sacrifici. Adesso la generazione, quella di adesso, se deve farsi una casa, un mutuo, se va bene, sono 20-30 anni, se va bene. Quindi è più del doppio, quindi raddoppiano anche le situazioni di criticità, perché poi in tanto tempo puoi restare assieme e poi non restare assieme. Io conosco molte coppie che hanno fatto l'investimento assieme, poi si sono separati, adesso sono là che litigano perché tocca a me, non tocca a te, come devo compensare, come pago un mutuo, tornano dai genitori perché per fortuna ci sono ancora i genitori. Quindi bisogna fare un'operazione a 360 gradi sulle politiche abitative. Chiaramente non bisogna farle con la logica di quando abbiamo fatto le case popolari nel dopoguerra, ci deve essere una logica più adeguata ai tempi di adesso, ma ci sono tante di quelle case da ristrutturare, anche del privato, che preferisce tenerle chiuse piuttosto che mettere a disposizione, che non possano restare lì. Cioè, bisogna trovare queste situazioni. Ci sono pezzi di case anche in centri storici che andrebbero abbattuti perché sono barcollanti e darebbero anche un po' di spazio a questi centri con delle piazze, anche per creare socialità e tutto quello che ci va dietro. Se mi riferisco ai grandi
complessi abitativi fatte nelle città, penso a Castelfranco piuttosto che a Conegliano, ma anche a Treviso stesso, in periferia, dove sotto hanno fatto tutto per negozi, e negozi non ce ne sono più perché ci sono stati gli abbandoni per effetto dei supermercati. Ecco, tutto questo va verificato. Ci sono quartieri a Madrid dove hanno riqualificato la parte sotto facendo degli interventi ad hoc e hanno messo le persone più fragili, le persone più anziane che non hanno bisogno di ascensore, hanno messo insieme dei servizi diciamo comuni a tutte queste persone, dalla lavanderia al medico. Cioè, queste sono le cose che bisogna fare. Però anche qui ci vuole un pensiero. È chiaro che ci sono amministrazioni che hanno la capacità per farlo, altre che non ce l'hanno, ma il tema dei bonus andava indirizzato là. E poi io dico anche un'altra cosa: non si possono fare i bonus a termine e non si possono fare bonus speculativi, perché i bonus del 90% prima e poi quello del 110 sono stati bonus speculativi. Forse avranno fatto entrare un po' di IVA, perché è entrata un po' di IVA in più, ma se andiamo a guardare tutta la speculazione che è stata fatta e l'aumento dei prezzi, adesso si sta generando una crisi di rigetto nel sistema dell'edilizia, tanto è vero che adesso se vai a cercare qualcuno che viene a farti un lavoro lo trovi. Un anno fa non trovavi nessuno, e per fortuna si stanno anche cambiando i prezzi verso il basso. Però si doveva fare un'operazione in cui, benissimo, tu sei un soggetto che ha una capienza fiscale, recuperi attraverso una detrazione della tua capacità fiscale. In 5 anni è più che sufficiente, non in 10, se no uno non fa un investimento, perché poi lo recupera in molti anni e possono cambiare anche le norme. Poi c'è tutta una serie di situazioni che si potevano fare anche per quelli che non hanno, diciamo, magari capacità fiscale, ma dei soldi da parte ce li hanno con lo sconto in fattura. Tra l'altro lo sconto in fattura permette che tutto venga fatto dalla stessa azienda e non venga subappaltato, perché l'azienda che fa lo sconto in fattura deve avere dipendenti propri per scaricare i costi e compensare queste norme. Cioè, bisognava tenere di questa esperienza le 2 o 3 cose positive e renderle strutturali. Invece li stanno cancellando tutti, creando una situazione appunto di disagio nel settore dell'edilizia. Se poi queste persone le metteremo in cassa integrazione, ci costeranno a babbo morto, senza che invece vadano a mettere a posto gli alloggi che potrebbero servire, come sentivo dire prima dall'assessore. Allora, prima di salutare Paolino Barbiero, sentiamo l'assessore Benzolini come commenta quello che ha detto Barbiero, perché veramente non ne vieni fuori da questa storia. Prego. Voglio venirne fuori assolutamente, però ci deve essere un'alleanza molto chiara a tutti i livelli governativi, dal governo alla regione ai comuni. Per quanto riguarda i bonus, come è stato detto, c'è stato un problema, cioè i bonus, anche per il loro meccanismo di fiscalità, in realtà non hanno riguardato l'edilizia residenziale pubblica, quindi è rimasta esclusa da questa possibilità di utilizzare i bonus o comunque di avere degli incentivi per i riatti, per le ristrutturazioni, proprio la parte pubblica, che non solo non ha i sostegni. Ecco, Padova è stato un comune virtuoso, perché in nome di un patto pubblico-privato, di un accordo pubblico-privato che ha coinvolto anche Ater e HSE, è riuscita in realtà ad utilizzare il sistema del bonus su ben 58 palazzine. Vuol dire che non ha riattato gli appartamenti, però ha permesso di efficientare 58 palazzine e quindi abbassare in questo modo nei prossimi anni i costi delle bollette, che è uno dei temi importanti delle persone che stanno all'interno dell'edilizia residenziale pubblica. Quindi ma allora ha ragione Barbiero, è stata anche una sensibilità dell'amministratore Benzolini, nel senso, quello che lei ha fatto una cosa importante, perché appunto Barbiero diceva che avete fatto bene perché i costi sono diminuiti, ma allora vuol dire che è una questione di sensibilità, no? Che non si poteva fare niente. Qualcuno invece è andato da un'altra strada. Allora io devo passare la telefonata di Giusy, ma devo salutare Barbieri perché devo andare anche in pubblicità, come al solito ho forato, straforato, ma non importa, vai Giusy. Mirella, grazie, buongiorno a tutti. Mirella. Vai Giusy. Ciao Mirella. Aspetta che c'è il telefonato a Giusy, Barbiero un po' via. Voglio parlare con Barbiero, Eccolo Mirella. qua, dai. Ecco. Allora, al dottor Barbiero chiedo una cosa. Un parlamentare alla sua morte, oltre la moglie, a chi va la reversibilità? Completa. A quante generazioni? Penso solo non lo so a quante, ma sicuramente hanno un trattamento di miglior favore rispetto a qualunque essere normale e comune come noi. Hai capito. E sono d'accordo con te, quindi non posso altro che sottoscrivere quello che stai dicendo. Grazie Paolino Barbiero, assessore, tra pochissimo pubblicità.
per il comune sono scritti neri su bianco. Senza fondo per il sostegno affitti del governo perderanno il contributo di circa 840 euro una tantum 1391 nuclei familiari. Un'emergenza nell'emergenza, quella della casa, con una città che si troverà ad affrontare un autunno difficile. Un po' ce l'aspettavamo perché l'anno scorso il governo aveva detto che non sarebbe rientrato nel bilancio del 2023, speravamo, abbiamo fatto diversi appelli anche con tante altre città medio e grandi italiane perché questo venisse ripristinato e proprio oggi questa richiesta viene portata anche in Europa, cioè che ci sia un ripristino di questi fondi che ci servono a sostenere quelle situazioni anche di morosità incolpevoli o di comunque persone che sono in affitto presso privati e che per qualche motivo giustificato dovuto a 1000 situazioni che oggi conosciamo molto bene non si trovano più nelle condizioni di poter sostenere completamente l'affitto. Era poco, ma almeno era qualcosa. 110 gli sfratti con presenza dei servizi sociali del comune, quindi in caso di fragilità, dal 1 gennaio 2022 al giugno di quest'anno, un'emergenza contro cui i comuni hanno le armi spuntate. Non abbiamo fondi strutturali per rimettere a riattare le nostre case di edilizia residenziale pubblica che sarebbero dovere della Regione. Non abbiamo la possibilità di utilizzare tutti gli immobili statali pubblici che potrebbero in qualche modo permetterci di avere maggiori oggi possibilità di abitazione. Non abbiamo questi fondi e quindi sono le richieste che da mesi facciamo con tante altre città italiane perché il governo ci dia un riferimento. A Padova il comune sta pensando di attivare un osservatorio sulla casa. In questi mesi abbiamo visto come insegnanti, infermieri, OS, persone che vincono concorsi di polizia piuttosto che all'INPS, quindi che potrebbero arrivare nella nostra città, di cui abbiamo bisogno, non riusciamo ad ospitarli perché nella nostra città non si riescono a trovare degli affitti a un canone dignitoso per uno stipendio medio. Questo è un grosso problema e da soli come comuni non ce la possiamo fare, non abbiamo gli strumenti, non ci vengono dati gli strumenti per fare questa cosa. E intanto la ringrazio per queste parole che ha usato Assessore Benzolini, un canone dignitoso. Ecco, questo canone dignitoso che non vediamo, però non c'è neppure la volontà di fare questo passo. Prego Assessore. Diciamo che c'è un tema che era un po' quello che dicevo prima, negli ultimi 30 anni da una parte è aumentato il costo della vita, dall'altra molti stipendi sono rimasti fissi, sono rimasti dove erano, non sono cambiati, non sono aumentati e questo divario che si registra anche a livello europeo, ma in Europa c'è stato un aumento degli stipendi che ha accompagnato l'aumento del costo della vita, fa sì che in Italia oggi poter sostenere un affitto con uno stipendio medio da pubblico dipendente, da dipendente privato, non sia sempre possibile, non è sostenibile perché la quantità, diciamo, l'incisività, la percentuale di stipendio che una persona, un nucleo familiare dovrebbe riservare all'affitto è troppo alto rispetto a quello che una persona guadagna. Questo è un grosso problema, è un problema strutturale che riguarda tutto il sistema Italia evidentemente. Sì, però è un sistema Italia che non può più reggere perché noi abbiamo, come si parlava anche prima, questi diversamente giovani che su queste case non ce la fanno più, abbiamo i problemi dei servizi sociali che non funzionano, lo dico io Assessore, a parte qualche rarissimo caso, nel senso che è inutile che noi siamo 7.500 associazioni di volontariato se poi non riusciamo ad arrivare all'anziano da solo a casa perché non ha l'ascensore, come diceva Barbiero, perciò non può uscire, non è conosciuto anche dai servizi sociali molte volte. Io sapete benissimo che vi chiamo perché quando c'è una necessità veramente è proprio un dovere a mio avviso cercare di dare risposte a questi diversamente giovani. Poi c'è la burocrazia che hanno messo loro, non ce l'abbiamo messa noi, ecco, il governo che ha fatto questo, i vari governi, però non ne veniamo fuori e queste persone hanno bisogno di risposte perché appartamenti anche grandi vuol dire anche riscaldamento veramente incredibile, bollette pazzesche. Ecco, cosa si potrebbe fare? Perché il governo non sente? Eppure lei parla di emergenza abitativa e un'emergenza dovrebbe essere ascoltata. Prego Assessore. Allora, intanto c'è da dire che appunto proprio per quanto riguarda i servizi sociali c'è un tema. I servizi sociali e le politiche abitative dei nostri comuni sono sempre più carichi di incombenze, di cose di cui si devono occupare e sempre più scarichi di fondi per poter fare queste cose. Quindi è chiaro che questo è un grosso problema, anche perché aumenta il numero delle persone che, come abbiamo detto, non ce la fa da sola. E questo è un tema.
Per dire il fatto che veniva riportato anche nell'intervista prima nel servizio, del fatto che sia stato tolto il fondo per il sostegno agli affitti e per la morosità incolpevole che c'era da parte del governo, e oggi tutto il bisogno che c'è ricada sui comuni, fa sì che ai comuni venga dato un'ulteriore incombenza per supportare una fascia sempre più ampia di persone che non ce la fanno, ma non vengono dati gli strumenti per sopperire a questa necessità, per dare, per distribuire, per sostenere questi nuclei in difficoltà. Altro tema, come lei ben diceva, è quello degli appartamenti che oggi non sono più adeguati al tipo di società che abbiamo. Oggi abbiamo, pensi a Padova, la metà dei nuclei familiari sono costituiti da una persona. È chiaro che in questo caso appartamenti grandi sono meno necessari, alcuni sono necessari per i nuclei più numerosi, però è un bisogno diverso. Abbiamo persone anziane che sono rimaste nelle loro case a cui tengono, perché sono le case che tengono dentro la loro vita, ma sono case molto molto grandi di cui non avrebbero bisogno e che spesso, come dice lei, non sono accessibili, perché nel non poter fare lavori per tanti anni non siamo neanche riusciti a far sì che negli anni queste case si trasformassero per i nuclei che contengono, e cioè per le persone anziane o per le persone con disabilità che oggi sempre più vivono anche da sole, ma che non possono accedere agli ultimi piani. Abbiamo moltissime persone anziane negli ultimi piani dell'edilizia residenziale pubblica, ma anche privata, che non possono uscire, non escono perché non hanno un ascensore che permette loro di scendere. Poi c'è il tema dei costi però, perché in quelle palazzine in cui sono stati fatti, per esempio, tutti i lavori per renderle accessibili, avere l'ascensore, eccetera, aumentano i costi, le spese condominiali. E oggi in chi è nell'edilizia residenziale pubblica, noi quello che possiamo fare è calmierare per legge il loro affitto, cioè il canone che una famiglia paga, ma quello che non possiamo fare è calmierare le spese condominiali e le bollette. Queste devono essere pagate dai nuclei che abitano, ma se sono spese troppo alte perché ci sono troppi servizi è un problema. Su questo bisognerebbe ragionare a 360 gradi, ma anche sui livelli regionali e nazionali, perché non possono essere i comuni che cercano da soli le soluzioni. C'è bisogno di avere una legge che aiuta. Comune governo, comune Parlamento, dove si legifera. Però c'è la regione che ha un ruolo importante in questo e si nomina molto poco, eppure è un ruolo importantissimo e determinante anche per voi. Allora mi risponde subito dopo aver sentito Maurizio da Conselve. Ciao Maurizio. Ciao Mirella e buongiorno all'assessore. Sono Maurizio. Allora, senta Assessore, io mi riferisco a lei. Io sono 5 anni, 6 anni quasi, che sto cercando di poter, fra una peripezia e un'altra, sto cercando anch'io di mettermi dentro su qualche appartamento. Lei lo sa che io non ce la faccio, ma non perché io mi metto in graduatoria, ma su tutte quante le graduatorie, io sono singolo intanto, ecco, e arrivo sempre 92esimo, dagli 80 a 92esimo, perché vengo sempre superato da persone extracomunitarie che praticamente hanno 6-7 figli. Io vorrei, adesso apro una parentesi, vorrei vedere se sono tutti quanti 6-7 figli sui di quelli là. Vabbè, comunque non importa, chiudo la parentesi. Ecco, comunque signora, finché abbiamo gente con 6-7 figli, 8, quello che è, purtroppo quello che è singolo, che cerca un minimo spazio di 35 metri quadri, non lo troverà mai. Questo è il problema. E come me, sa quante altre persone ci sono? Ecco, io ho vissuto in macchina per 1 anno e mezzo, ok? Ecco, comunque va bene, questo la Mirella lo sa tutto, quindi sa tutta quanta la mia situazione. Adesso un po' si è sistemata la cosa. Sì, però vedi, non è che la devo sapere io, lo devono sapere queste persone e la situazione, sì, perché sì, certo. Loro possono vedere le carte, leggere le carte e capire qual è il problema. Grazie Maurizio, certo. Sentiamo come commenta l'assessore, perché di questi casi ne sento parecchi, insomma, purtroppo devo dire. Prego. Allora, come diceva lei, la legge regionale, la legge che governa l'edilizia residenziale pubblica è una legge regionale, quindi il compito della regione è definito per legge, e quindi è vero quello che lei dice, cioè che c'è un ruolo della regione in questa situazione delle politiche abitative, che è un ruolo importante, definito da una legge. E giusto per dire, la Regione a tutt'oggi chiede lo 0,4% a tutti i comuni e a tutte le ATER
lo 0,4% dei canoni che noi incassiamo, che sono canoni molto calmierati, ma questo 0,4% non ce lo restituisce e non lo vincola al riatto e alla rimessa a posto degli appartamenti. Vuol dire che ogni comune e ogni ATER in Veneto dà uno 0,4% dei canoni, ma questi soldi non vengono investiti in case, che è uno dei problemi più grandi che abbiamo nella nostra regione. Per esempio, da questo punto di vista, credo che la regione dovrebbe prendere una posizione e togliere questo 0,4% che ci chiede, o almeno vincolarlo e restituircelo perché vengano rimessi a posto gli appartamenti. Quindi è chiaro che la regione, proprio per la legge regionale e per questi vincoli che ci pone, ha un ruolo che è molto importante. Per quanto riguarda quello che diceva il signor Maurizio di Conselve, sì, le graduatorie vengono fatte correttamente, nel senso che gli uffici di tutti i comuni che hanno l'onere di fare le graduatorie, raccogliere le domande e fare le graduatorie, le fanno sulla base di criteri che vengono stabiliti dalla regione, su cui ogni comune può poi aggiungere dei punteggi. È chiaro che si parte dalle persone che sono più fragili, e quindi le persone, i genitori che sono da soli con figli, persone che hanno una disabilità, che sono oltre una certa anzianità, poi si possono aggiungere le famiglie giovani, eccetera. È chiaro che in un momento in cui siamo in una grandissima crisi abitativa, ci sono poche disponibilità nel mercato privato, va a finire che anche persone come il signor Maurizio, che non riescono a trovare altre soluzioni, si trovano spesso in fondo ad una graduatoria che potrebbe essere anche una graduatoria sostenibile se avessimo le case, ma torniamo al punto di prima. Le case non ci sono nell'edilizia residenziale pubblica e sono state spesso vendute negli anni passati. O ancora le case nell'edilizia residenziale invece privata non sono messe a disposizione perché poi, non essendoci fondi e possibilità di sostenere chi poi si trovasse in caso di morosità, di non poter pagare le spese, il proprietario privato dice poi non riesco più a ritornare indietro, a ritornare in possesso del mio appartamento se ne ho bisogno, o di vedermi pagati gli affitti di cui ho diritto. E quindi in questo momento il mercato è in stallo, da una parte perché non abbiamo case o quelle che ci sono non possiamo metterle a posto, dall'altra perché appunto il privato fa fatica a dare in affitto il proprio appartamento perché ha paura poi che qualcuno non paghi. Per questi motivi, come Comune di Padova stiamo facendo un lavoro molto importante. Abbiamo chiesto una alleanza a tutti i soggetti del nostro territorio, dai sindacati agli istituti bancari, alle associazioni di categoria, alla Confindustria, alla Camera di Commercio, e abbiamo chiesto, e partiranno proprio questa settimana, di provare a fare un lavoro per cercare di organizzare tre focus per trovare delle soluzioni possibili. Uno è quello di cercare di organizzare un fondo per garantire le morosità, un altro, e quindi gli affitti, un altro per costruire un'agenzia sociale dell'abitare che dia tutte le informazioni e raccolga tutte le informazioni per il Comune di Padova intorno al tema dell'abitare, e il terzo per cercare di mettere insieme quelli che sono gli spazi disponibili, quindi le case che potrebbero essere rimesse a disposizione, con quella che è la richiesta. Per esempio oggi gli industriali dicono noi abbiamo mancanza di manodopera, quando anche la troviamo le persone vengono a Padova ma non riescono a trovare una casa sostenibile. Allora se gli industriali garantissero per i loro lavoratori, forse chi ha una casa anche nel mercato privato sarebbe più rassicurato nel dare questa casa alle persone che vengono a Padova per lavorare. Sono d'accordo, assessore Benziolini, ma sa cosa penso? Io ricevo molte telefonate che se la prendono con l'Europa e l'Europa decide così e non si può. Però noi in Europa abbiamo sempre avuto i parlamentari europei ben pagati. Allora se qualcuno capisse che l'Europa magari decide, però tu che sei là, che dovresti fare il bene del tuo paese, perché non è vero che l'Italia può essere uguale alla Spagna, può essere uguale
uguale alla Francia, ognuno ha i suoi problemi. Forse invece di fare gli ospedali di comunità, le case di comunità, che avevamo già gli ospedali che funzionavano bene, di chiuderle per fare le ristrutturazioni o strutturare in maniera diversa con l'edilizia cose che non servivano, e avessimo fatto le case per gli anziani che mancano perché abbiamo liste d'attesa incredibili, avessimo speso i soldi per ristrutturare questi appartamenti e rigenerarli, forse saremmo andati meglio. Il problema è che c'è una speculazione e un business che vengono dirottati questi soldi dove non servono, ma servono a qualcuno, che vanno sempre nelle tasche di pochi a discapito di quelli che veramente hanno bisogno, e questo mi fa indignare, perché le cose che hanno bisogno il nostro paese le sappiamo, i sindaci lo sanno benissimo di cosa hanno bisogno, eppure non sono ascoltati. Loro si vedono dei progetti nemmeno invitati quando vengono realizzati questi progetti, e lo trovo scandaloso, perché sono quelli che hanno gli occhi sul territorio, sulla città. Questo è scandaloso, sentire che noi continuiamo a fare questi ospedali di comunità, adesso si chiamano case di comunità, non abbiamo il personale da mettere dentro, tanto è vero che sono chiuse perché non ci sono le persone. Io l'altro giorno ho avuto assessore il professor Gerosa e si parlava di intelligenza artificiale, mi ha fatto anche i complimenti, perché ho detto sì, è vero, intelligenza artificiale, ma dietro l'intelligenza artificiale ci vuole una persona umana che gestisce questi nuovi strumenti, ecco, i futuri. E mi ha detto, è vero, nella mia relazione ho detto anche questo. Proprio lei ha letto la mia relazione? No, ho detto, professore, è vero, perché continuiamo a parlare di strumenti, di intelligenza artificiale, e poi mancano le materie prime, che è la persona umana. È questo che non riesco a capire, ha capito, assessore? Perché lei ha le idee chiare, se avessi i soldi, come spenderli e dove impiegarli, perché sono le emergenze. Ma le sembra che al governo o anche i governi precedenti abbiano mai interessato le emergenze del paese? Abbiamo Lino da Mantova. Ciao Lino. Buongiorno signora, ciao Mirella. Ciao. Buongiorno assessore. Ascolti, prima di tutto voglio dire, qui vicino a me, io abito in città, ci saranno 20 famiglie di extracomunitari, e io ho chiesto a loro, andate a lavorare. Ah no, mio marito non vuole, ma hai 5-6 figli, e tu hai un'altra, ti ho chiesto, ma hai stessa risposta. Loro continuano a chiedere altre cose, reddito generale e così via. Ma è meglio che vadano a lavorare, ma i mariti non vogliono, è la loro cultura, e allora non devono lamentarsi. Per questo è incredibile, però vedere le cose. E Salvini fa le cose fatte bene sia per la conduzione di quelli che vanno in auto, monopattini e così via. La legge, come la propone lui, è giustissima. È giustissima, e il governo, cambiando il discorso precedente, cosa ha fatto di tante cose? Niente ha fatto, niente, vogliono collare tutto questo, fanno fin troppo questi qua. Mi tolgo il disturbo e non voglio prolungarmi. Grazie Salvini. Beh, forse il ponte di Messina poteva risparmiarselo, visto i problemi che abbiamo, perché bisogna anche dire le cose come stanno, visto che parliamo di una valanga di milioni, milioni e milioni. Prego, assessore Benciolini. Ma guardi, adesso lei giustamente ha riportato il tema sui sindaci e sull'importanza dei comuni. I comuni credo che siano il luogo che vive in modo più diretto tutto quello che avviene nel paese, nel senso che noi siamo a contatto diretto con le persone ogni giorno, come dice lei, anche con le emergenze. In questo senso, per quanto mi riguarda, l'Europa è un grande valore, nel senso che noi con l'Europa abbiamo contatti con altri comuni con cui scambiamo anche buone pratiche, cioè possibilità di immaginare le città anche dal punto di vista abitativo in modo diverso. Sono molti i contatti con le altre città che ci sono, anche attraverso la rete dei comuni italiani, e proprio tra sindaci e sindaci spesso ci si aiuta a capire quali possono essere delle nuove strategie anche per venire incontro alle emergenze. La cosa importante sarebbe che poi i governi ascoltassero in modo un po' più importante le proposte che arrivano dai comuni e anziché decidere dall'alto aiutassero i comuni poi a scegliere delle strade che riescono a trovare delle risposte.
Per quanto riguarda sempre il tema dei sindaci, il signor Lino di Mantova, no, parlava della legge della viabilità che secondo lui è molto ben fatta, questa nuova proposta di legge. Ecco, devo dire che vista con gli occhi dei sindaci e di chi tutti i giorni sta sul territorio, una legge che mette al centro delle strade le macchine e non i pedoni, come dice lei, le persone prima di tutto il resto, è una legge che mette noi comuni in primis in difficoltà, nel senso che tutte le città ci stiamo un po' alla volta attrezzando verso le ZTL, verso una viabilità che sia più lenta, perché dia la possibilità a chi percorre le strade o a piedi o attraverso, per esempio, con le biciclette, dia la possibilità di non sentirsi aggredito dalle macchine. Abbiamo già visto in molte città dove una viabilità più dolce, più lenta, ha favorito il fatto della diminuzione degli incidenti stradali. Questo noi come amministrazioni, come sindaci lo vediamo e quindi riteniamo che questa legge ci metta in difficoltà. Ecco, ancora una volta ho la sensazione che siano delle leggi che vengono fatte un po', delle proposte di legge che vengono fatte più per propaganda che non con la consapevolezza di cosa avviene veramente poi nei territori. Allora andiamo a vedere anche questo servizio che è molto importante, si parlava prima di cassa integrazione con Paolino Barbiero, andiamo a vedere cosa è successo, andiamo a Venezia, cassa integrazione artigiani. Sono i numeri di un bollettino di guerra di un settore in crisi, quelli relativi all'incremento ormai mensile di richieste di cassa integrazione del settore artigiano. Nel 2022 erano quasi 130.000, nel 2023 quasi 220.000, con un'impennata del 70%. Nel mese di gennaio si è registrato un incremento quasi del 140% rispetto allo stesso mese del 2023. L'allarme è lanciato dalla Filctem CGIL di Venezia. Noi abbiamo bisogno di mettere in campo una discussione vera su quello che è il futuro di questo settore. Dobbiamo farlo assieme con le organizzazioni delle artigiane e assieme alle istituzioni locali e nazionali. Dobbiamo rilanciare il settore anche attraverso cosa? Attraverso la filiera. Cioè noi dobbiamo pensare ad una filiera che metta assieme quelle che sono le esigenze di questo settore e delle idee per poterle rilanciare. Secondo i sindacati le motivazioni sono diverse. Il settore del tessile soffre da anni la concorrenza di paesi che producono a costi inferiori, mantenendo però una certa qualità, mentre l'aumento dei costi energetici costringe il settore del vetro artistico ad una rincorsa alla sopravvivenza. Il settore del calzaturiero nel nostro territorio invece ha perso la sua grande forza e caratteristica, quella di prodotti di alta qualità che conferiva quasi un ruolo di artisti agli artigiani. Oggi purtroppo l'artigianato spesso, soprattutto nel settore calzaturiero, è legato a quelli che sono i grandi marchi che danno da lavorare alle aziende più importanti, le quali poi a mo' di subfornitura danno da lavorare agli artigiani. Quindi questi diventano soprattutto manodopera e poco quello che invece è la loro grande forza, cioè quella dell'innovazione del prodotto, quella dell'idea, quella dello sviluppo e della qualità. Allora, Assessore Benzolini, perché le ho fatto vedere questo servizio? Perché dietro questa figura che è l'artigiano, anche l'artigiano medio, ci sono famiglie, ci sono persone che magari hanno fatto un mutuo perché lavoravano tutti e due e si trovano in condizioni di non riuscire più a pagare questo mutuo perché non è rimasta a casa solo la moglie ma anche il marito con figli che crescono. Volete spiegarmi come farete a dare risposte a queste persone che sicuramente busseranno alla vostra porta? Non vanno a bussare in regione, non vanno a bussare a Roma, bussano da voi, poi automaticamente abbiamo il sindacato che si muove a livello nazionale, ma come abbiamo sentito non è che sia molto ascoltato. Allora chi darà risposte a queste persone? Oltretutto dopo anni e anni di pagamento di mutuo si vedono portare via tutti i soldi e anche la casa. Ma le sembra una cosa normale? Ma le sembra una cosa normale? Almeno restituiscimi i soldi che ho pagato, tienti la casa, portano via tutto e chi è che le paga? Purtroppo ho dato un libro prima a Barbiero, Vincitori e Vinti. I vincitori chi sono? Sempre i politici, la classe politica che bene o male riesce sempre a sopravvivere a qualsiasi emergenza.
ma i vinti è la povera gente, la gente che ha lavorato, che ha sacrificato, i nostri anziani che abbiamo sentito prima che vivono con 500-600 euro di pensione e che li hanno aumentati, avete sentito Marbiero, da 200 li hanno portati a 600, ma si può andare avanti in un paese dove paghiamo i parassiti quasi sempre? Assessore Benciolini, prego. Allora, per quanto riguarda i politici, ricordiamoci che ognuno di noi vota e quindi scegliere chi poi diventa politico spetta a tutti noi, e lo diciamo anche in vista delle prossime elezioni. Lei prima ha parlato di Europa e questa è la responsabilità di ciascuno. Il fatto che negli ultimi anni sia diminuito l'affluenza al voto ci riguarda tutti, non possiamo sfilarci. Per quanto riguarda il tema molto importante che lei sottolinea, è un tema, nel senso che noi in questi anni, dopo nel gennaio del 22 si sono riavviati gli sfratti. Un comune come quello di Padova si è trovato improvvisamente, perché c'era stato il blocco durante il Covid, a far fronte a una quantità di sfratti enormi dovuti a situazioni anche molto diverse, in mancanza, come dicevamo prima, di possibilità di alloggi dove mettere queste persone, e anche richiedendo, diciamo, la possibilità di seguire dei percorsi. Ecco, il Comune di Padova quello che sta cercando di fare è non solo e non tanto dare dei contributi, ma anche quello di affiancare le persone con un accompagnamento all'abitare che aiuti le persone attraverso cooperative a ritornare in pari con il pagamento degli affitti, eccetera, perché abbiamo capito che non basta dare la casa o dare il contributo, bisogna aiutare spesso le persone, i nuclei più fragili, magari quelli di cui si è parlato prima, a capire come far sì che i conti tornino alla fine dell'anno, e su questo ci accorgiamo che abbiamo bisogno di accompagnamento. Questa è una strada possibile, ma non è l'unica soluzione, e proprio per questo abbiamo bisogno, e per questo inizieremo questi tavoli di lavoro con tanti soggetti del nostro territorio per cercare di capire quali altri strumenti possiamo mettere in campo per sostenere questi nuclei. Certo, il comune da solo non basta, servono gli altri livelli di governo, ma servono anche i cittadini, i privati, quelli che hanno le case e che devono sentirsi tranquilli di poterle rimettere a disposizione dei nuclei, perché sanno che possono fidarsi, e in questo dobbiamo aiutare il sistema città, il sistema comune a cercare di farcela da solo. Certo che in un contesto in cui la regione e il governo investissero energie, perché sono problemi molto complessi e hanno bisogno di visione, e quindi non tanto del piccolo fondo che viene dato o non viene dato, ma proprio di una visione. Negli anni in cui c'erano i piani casa nazionali la visione c'era l'idea di dire gli italiani hanno bisogno di casa, gli italiani, i cittadini, tutte le persone che abitano, perché non ne faccio una questione di cittadinanza, tutte le persone che abitano sul nostro territorio, di cui abbiamo bisogno, perché la nostra Repubblica ha bisogno di queste persone e è fatta da queste persone, hanno bisogno di case, il governo fa case. In questo momento questo pensiero non c'è nessun pensiero sull'abitativo, se non ogni tanto qualche piccolo intervento che però è molto sporadico. Lo diceva bene prima l'ospite che era qua prima di me, a volte si fa un pezzetto ma poi non si tiene conto che deve essere dentro una visione. Manca la visione. Dove stiamo andando? Come vogliamo far sì che queste cose non siano emergenze, ma siano possibilità strutturali perché le cose avvengano, perché le persone trovino una casa, perché siano messe nelle condizioni di avere stipendi che permettono di pagare le case, di pagare le spese condominiali, di pagare le bollette. Che cosa stiamo facendo in questa direzione? Vede, Assessore Benciolini, io sono molto depressa, e sa perché? Non vedo neanche la luce nel tunnel, perché proprio non riesco a vederla. Perché lei ha detto andiamo a votare, certo che andiamo a votare, chi vuole va a votare, c'è un'astensione enorme, ma pensa che questa astensione abbia fatto riflettere. Noi vediamo in questi giorni che si stanno veramente guerre fratricidi perché nessuno vuole lasciare la poltrona. E queste persone, cara Assessore, non sono state elette da noi, le abbiamo trovate nei listini bloccati.
li abbiamo trovate nei listini bloccati. Allora, se non andiamo a votare, perché non andiamo a votare? Lo dico tutte le mattine questa frase, ma la dico perché spero che qualcuno si svegli, ma a livello di segreterie. Se andiamo a votare troviamo i nomi bloccati, anche a livello comunale, perché io mi ritrovo veramente tantissime volte a sentire degli assessori eletti che non sono stati votati, ma sono stati calati dall'alto, nonostante la cittadinanza abbia votato qualcun altro che è diventato semplicemente consigliere comunale, se ce l'ha fatta, ma assessore è diventato qualcun altro. Allora capisce che a casa non sono così stupidi, capiscono e sono demoralizzati. Tanto vado a votare perché, anche se io dico che bisogna andare a votare, bisogna partecipare, fai come vuoi ma vai, però capisce che sono demotivati. Ma le sembra che in un momento così difficile, così estremo, dove mancano l'essenzialità, le materie prime che è la figura umana, dobbiamo sentire tutti i giorni le persone, i soliti noti che non vogliono andare a casa? Stanno inventandosi di tutto e di più pur di non lasciare quella poltrona. Le sembra che questo sia un motivo che stimoli quello che non va a votare, specialmente i giovani, come io sono dell'idea che dovremmo dare la possibilità di votare ai sedicenni. Io sono sicura che dovremmo dare la possibilità ai sedicenni, visto che gli diamo anche il patentino, li mettiamo nella strada, perciò già li responsabilizziamo, di dare, perché sennò non cambieremo questo paese. Non riusciremo, perché i soliti noti in qualche maniera vogliono rimanere là, attaccati alla poltrona. Prego, assessore Benciolini. Guardi, lei ha toccato un tema che mi sta veramente molto caro, che è il tema dei giovani e delle giovani, cioè di queste generazioni che si trovano, questa enorme massa, possiamo dire, di persone della nostra generazione, io parlo anche per me, che stanno a governare senza lasciare loro gli spazi per parlare, senza ascoltarli e senza dare loro la possibilità di agire. Io sono fortemente convinta che bisognerebbe fare un ragionamento e mettere in atto delle possibilità perché i giovani siano più in grado di dire la loro e di agire. Hanno idee, hanno competenze e rischiamo di perderli perché se ne vanno dal Veneto e migrano verso l'Emilia Romagna e verso la Lombardia. Ma in generale poi molti vanno anche all'estero perché evidentemente non siamo capaci di dar loro quegli spazi, di far sentire loro che non sono gli ultimi arrivati che devono aspettare di farsi tutta la gavetta, ma che possono dire qualcosa. Questo dovremmo dar loro la possibilità di sentire che qui possono realizzarsi, possono portare avanti un loro impegno ed essere parte di una società che non li mette sempre dopo perché sono arrivati dopo. Io credo che se dessimo più spazio ai giovani e alle giovani oggi in Italia, probabilmente riusciremo anche a venire fuori da questo momento così faticoso per il nostro Paese, per la nostra Repubblica. Quindi io sono d'accordo con lei che tutte quelle che sono le azioni anche che mettono i giovani e le giovani nelle condizioni di partecipare in modo più attivo alla vita della nostra Repubblica dovrebbero andare sicuramente favorite. Però purtroppo quello che succede è che finché è la nostra generazione così tanto numerosa rispetto alla loro che continua a dettare le regole, facciamo fatica a lasciargli questi spazi. Allora andiamo a vedere cosa è successo sabato proprio con questi operai, con questi addetti ai lavori della grande distribuzione che hanno incrociato le braccia. Andiamo a vedere questo sit-in, andiamo a Treviso. Nella provincia di Treviso abbiamo raggiunto un ottimo risultato soprattutto con la Lidl. Oggi la Lidl di Conegliano hanno aderito al 100% per cui non è stata aperta al pubblico. Un segnale di come per tanti addetti alla grande distribuzione della marca del Veneto non sia possibile pensare di scambiare un aumento salariale con maggiore flessibilità nei turni di lavoro. Per questo in un sabato di superlavoro in tanti sono rimasti fuori dai loro supermercati con bandiere e striscioni come a Treviso davanti al panorama delle Stiore. Dopo 51 mesi dalla scadenza del primo e ultimo contratto nazionale di lavoro della distribuzione moderna organizzata, Feder Distribuzione ha deciso di lasciare i lavoratori e le lavoratrici senza rinnovo e senza contratto nazionale. La DMO e le aziende del settore ci propongono di modificare il rinnovo del contratto chiedendoci di scambiare diritti in cambio di salario,
Per noi è assolutamente inaccettabile peggiorare le condizioni di lavoro in cambio di aumenti salariali che pensiamo che debbano essere già stati riconosciuti dalle aziende del settore. Noi diciamo che è stata una rottura del tavolo assolutamente strumentale, in quanto gli altri contratti di comparto con Confcommercio, Confesercenti e Coop, che è stato firmato l'altra sera, non hanno trovato ostacoli, quindi dopo un periodo di trattativa abbiamo portato a conclusione di questi contratti. Accordi conclusi dopo mesi di mobilitazioni. Grazie anche alla mobilitazione dei lavoratori e delle lavoratrici del 22 dicembre scorso, importanti aumenti salariali, con un aumento di 240 euro lordi mensili nel triennio. Ma quello che impensierisce soprattutto le lavoratrici è la flessibilità d'orario, uno dei principali motivi per i quali la mobilitazione sindacale proseguirà ad oltranza. Sono tante le donne che lavorano all'interno di questo settore e c'è la necessità di rivedere anche attraverso la contrattazione di secondo livello la possibilità di conciliare tempi di vita e di lavoro. Oggi ci sono tante richieste di personale perché molti giovani non vogliono lavorare in questo settore, molte giovani, proprio perché hanno difficoltà a conciliare tempi di vita e di lavoro. Allora, io l'altro giorno ho detto, avevo un don ospite, Assessore Benzolini, che forse questa croce che abbiamo visto su queste processioni ultimamente sia la donna che la sta portando, questa donna che non sa più cosa inventarsi, che deve fare 2 o 3 lavori per sbarcare il lunario, non una, specialmente quando sono lavori umili, perché sono sottopagati. E questo stipendio che riesce a racimolare facendo 2 o 3 lavori non le basta neppure arrivare a fine del mese. E sa cosa mi dicono queste donne che arrivano in bicicletta sotto la pioggia a prendersi la borsa? Parlano della fine del mondo. Noi la viviamo tutti i giorni, la fine del mondo, non la fine del mese, la fine del mondo, perché non riusciamo veramente a dare dignità alla nostra famiglia. E la prima dignità è il lavoro e soprattutto la seconda dignità è avere un tetto sopra la testa, ma proprio con un costo anche adeguato. Cosa dice Assessore Benzolini? Perché anche quello che ha detto lei non fa ben sperare, cioè non siete ascoltati, anche a livello regionale devono darvi delle risposte, devono investire sulla famiglia. Prego. Questo tema delle famiglie fragili è un tema veramente molto importante e anche noi rileviamo che spesso e sempre di più abbiamo nuclei familiari di mamme sole con i figli per le quali ovviamente la gestione della famiglia, dell'educazione dei figli e da mettere insieme con il lavoro e la sostenibilità di un alloggio non sempre facile da trovare, è veramente impattante. Su questo lei ha ragione, cioè ci stiamo dicendo che siamo in un calo demografico molto importante, sono usciti i dati dell'Istat in questi giorni. Il calo è importante anche in una città come Padova, dove pure tante persone vengono ad abitare, quindi siamo ancora ai 210.000 abitanti, però rileviamo che nascono la metà delle persone, il numero è la metà di quelli che muoiono, quindi vuol dire che in questo momento la demografia non è in salita. E questo perché? Perché chiaramente chi poi si trova a dover gestire nel quotidiano cosa significa mettere al mondo un figlio o una figlia, spesso se non si sente supportato o da un nucleo familiare o ancora meglio sarebbe appunto da un sistema che mette nelle condizioni di avere gli asili nido frequenti, vicini, a prezzi molto agevolati, di avere un'abitazione sicura e quant'altro, fa fatica a imbarcarsi in un progetto familiare che preveda anche la possibilità di avere i figli. Per questo dico è un tema ancora una volta molto complesso che richiederebbe necessariamente un ragionamento a livello nazionale, dove spesso su questi temi mi pare che si faccia molta propaganda, ma poi di fatto non si stia a fianco delle persone nel loro quotidiano, tanto più se si penalizzano poi i comuni, che sono quelli che concretamente tutti i giorni hanno a che fare con le singole persone. Abbiamo Roberto da Treviso, vai Roberto. Pronto? Pronto, buongiorno. Prego. No, volevo domandare, uno che fa il partito, cosa che c'hanno? Cosa che dici? Non ho capito, Roberto. Qui è che parla adesso. Sì, assessore alle politiche della casa nel comune di Padova. Si occupa della casa.
Dare case, abitativa, questione abitativa, dimmi. Sì, mi vuoi sapere, quando che uno è col partito come da re, che roba, cosa bisogna chiamarli ora? Quando che si fa politica? Politici, assessori conforme al ruolo politico che hanno, consiglieri, sì, assessore. Adesso hai un assessore. No, mi vuoi sapere cosa che prende che lei... Cosa chi prende? Beh, prende pochissimo gli assessori e i sindaci, guarda, posso assicurare che forse sono quelli meno pagati e forse quelli che dovrebbero essere più pagati, questo lo dico io perché è la verità, sono quelli che hanno la palla infuocata in mano e poveretti non riescono a passarla perché non la vuole nessuno, la lasciano a loro. Grazie sì. Roberto, prego. Invece i politici anche da livello regionale in su hai perfettamente ragione perché andiamo sull'ordine minimo, sono dai 7 e 8 mila euro, sono quelli, ricordatevi, perché hanno tutte le prebende dopo, dicono quando vengono qua quello che hanno, ma non quello che poi viene aggiunto. Prego Assessore, com'è la situazione, come vede il cittadino, ha bisogno di sapere, di conoscere, anche questa dovrebbe essere trasparenza, prego. Certo, su quello che diceva il cittadino, sì, bisogna dire che c'è stato un aumento da poco proprio per gli enti locali, quindi per i comuni, per chi ha un ruolo amministrativo all'interno dei comuni, e proprio perché si è riconosciuto che in realtà il ruolo degli assessori e del sindaco sono dei ruoli diciamo cruciali nel quotidiano. Siamo 24 ore al giorno per 365 giorni alla settimana impegnati perché le città e i comuni si muovono tutti i giorni. Però appunto sono anche delle indennità che sono molto relative, ecco. E invece volevo tornare sempre rimanendo anche sui costi eccetera, su quello che è stato detto nel servizio, sul tema dei giovani e degli stipendi e dei contratti che sono fermi. Appunto veniva risottolineato il tema che dicevo prima, cioè se abbiamo dei contratti che sono fermi o dei contratti che sono molto poveri, pensiamo a tutti i contratti informali in questo momento che investono moltissimi giovani in particolare, è chiaro che poi tutti gli altri temi diventano gravi perché appunto non si arriva ad avere uno stipendio sufficiente per una qualità di lavoro. E vorrei anche sottolineare come per i giovani oggi non basta soltanto trovare un lavoro, loro cercano un lavoro che permetta loro una qualità sia nel saper spendere le proprie competenze, ma anche nell'avere dei tempi poi per vivere la loro vita. E questo fa sì che ci sia una grandissima mobilità nel lavoro a cui non eravamo abituati. Anche nei comuni, per esempio, quando anche assumiamo le persone e riusciamo a fare i concorsi, ad avere le graduatorie, molto spesso poi i nostri giovani si interrogano sulla qualità del lavoro che stanno facendo. Questo è un tema che è molto importante perché sta portando molti enti a domandarsi come essere anche attrattivi nei confronti di ragazzi che hanno delle competenze molto alte, perché molti hanno studiato, perché molti hanno fatto anche esperienze all'estero, e come far sì che questi scelgano di rimanere, diciamo, all'interno della struttura, per esempio, di un comune che ha un contratto di lavoro, ancora una volta, che non è un contratto molto diciamo remunerativo, però che dà degli altri vantaggi e che posso dirlo, mette nelle condizioni le persone di lavorare per il bene del proprio comune, del proprio territorio, quindi è un lavoro interessante da questo punto di vista. Anche questo è un tema che rientra sempre nel tema stipendi, qualità della vita e quindi poi indirettamente politiche dell'abitare, perché dà o non dà alle persone la possibilità di rimanere dove abitavano, di cercare un lavoro, di avere un lavoro che da loro però ha la possibilità anche di pagarsi una casa. E ancora una volta torniamo un po' a mettere insieme tutti i temi e a dirci è un tema molto complesso che però riguarda il futuro delle nostre case, dei nostri comuni, della nostra regione, del nostro paese. Vede, quello che è scandaloso, Assessore Benzolini, è quello che ha detto Barbiero prima, che sono le multinazionali che non vogliono pagare. Questo è il grande problema che abbiamo, perché
gli altri, bene o male, i privati, le coop, hanno firmato il contratto, loro non vogliono firmarlo e hanno un orario con delle flessibilità che è pazzesco. Avete sentito? Una persona deve andare 4 volte, 2 volte a lavorare perché gli fanno fare 2 ore, 2 ore, 2 ore. Ma queste multinazionali hanno sempre avuto le grandi agevolazioni, hanno iniziato a pagare le tasse in Italia, non so se sono 3 anni, ma se sono tanti sono 3 anni, prima non le pagavano neppure, adesso non firmano questi contratti se non con orari che sono terribili. Capisce che a casa fanno fatica a capire perché si permette questo, perché possono fare questo, perché qualcuno li lascia fare, perché non riescono veramente a mettere le mani nella marmellata e sono i governi, perché la marmellata ce l'hanno loro, sono loro che hanno le mani nella marmellata e nessuno entra. Però se questi lavoratori non riescono ad avere dignità, come ce la faranno a sopravvivere? Case non ne trovano, stipendi bassi. Abbiamo visto questi ragazzini, perché dov'è la mamma? Dov'è il papà? Lavorare. Vi ho detto che non bastano neppure 3 lavori a volte per riuscire a sbarcare il lunario. Donne sole, perché non hanno neppure il compagno, il marito che versa gli alimenti, perché bisogna dirle queste cose, perché la legge non fa pagare chi deve pagare, questo è il problema, e queste donne devono rimboccarsi le maniche e trovarsi veramente la luna quando escono di casa tutti i giorni, devono trovare la luna anche se c'è il sole fuori, con 4 soldi che vengono pagati, 4 soldi, perché i lavori umili sono quelli più sottopagati, questa è la verità, e non si parla mai di alzare questi stipendi. Prego, Assessore. Viene fuori un tema importante su cui c'è stata una battaglia che però non è andata avanti, che è quella del salario minimo. Perché non abbiamo il coraggio di dire ci deve essere un salario minimo? Il salario minimo sarebbe quello che garantirebbe, almeno dal punto di vista salariale, quel minimo di dignità che fa sì che una persona non debba andare a lavorare tante ore e non avere alla fine ciò che gli permette di vivere, perché questa è la verità. In questo momento purtroppo il lavoro si trova in questo momento, questa è la parte buona. Il tema è che tipo di lavoro e se questo lavoro è sufficiente per una vita dignitosa come dovrebbe essere normalmente il lavoro. Quindi questo è un tema molto importante e io sono veramente stupita che in un contesto come quello di una democrazia, di una repubblica come quella italiana, il tema del salario minimo sia ancora ritenuto un tema di alcuni. Secondo me dovrebbe riguardarci tutti, perché tanto più i salari sono sufficienti perché le persone stiano bene e tanto più tutto il sistema funziona. E ha perfettamente ragione il Assessore Benciolini, però capisce veramente che le fragilità sono l'ultimo anello della catena, non gliene importa a nessuno, i loro problemi sono altri, sono fare business. Ecco, tutti quelli che hanno le mani nella marmellata pensano solo al business, dell'etica, della dignità della persona, dei servizi alla persona, investire sulla persona proprio non ci sentono minimamente, e questo fa molto pensare, perché vuol dire che siamo proprio agli sgoccioli dei valori della persona. Detto questo, saluto veramente la nostra Francesca Benciolini, assessore alle politiche abitative del Comune di Padova. Dicono che devo vedere il bicchiere mezzo pieno, io cerco anche di vederlo ma non ce la faccio, chissà che qualcuno me lo faccia vedere. Grazie Assessore, buon lavoro, pubblicità. Siamo con Alfredo Primicerio, Presidente Associazione Soccorritore Conegliano, essere qui con noi. Grazie Primicerio, e saluto Grazie. Anche, dovrebbe essere collegata Chiara Peron, Presidente Fidas di Vicenza. Grazie Peron di essere qua anche lei. Allora, parti lei proprio come donna da lei, non so se ha seguito un po' il dibattito che ho avuto con l'assessore Benciolini di Padova, questa donna che non sa più cosa inventarsi pur di far sopravvivere se stessa e la famiglia, questa donna molte volte da sola che deve rimboccarsi le maniche perché nessuno l'aiuta. Ecco, com'è la situazione del suo osservatorio, Peron? Beh, buongiorno Mirella, grazie per la partecipazione, buongiorno a tutti. Direi che la donna oggi ricopre un ruolo importantissimo nella società, o meglio, la società vuole dare e riconoscere un ruolo importante alla donna, cosa che però non riesce ancora a fare a tutti gli effetti, perché bisogna sempre
cercare di, con i gomiti, no? Farci largo per cercare di ritrovare un ruolo, di ritrovare delle sembianze per sopravvivere. È vero che la donna è multitasking, Mirella, come si suol dire, perché fa tantissime cose insieme, le cerca di gestire nel miglior modo possibile, lavora, c'ha la famiglia, fa volontariato e quindi insomma anche nella realtà che mi vede protagonista di questo volontariato devo dire che mettere insieme tutte quante le cose non è poi così semplicissimo, insomma dai, però si fa. Ha fatto bene a dirlo però, perché è proprio così, questa donna che se ne inventa una al giorno, io dico sempre che quando esce c'è il sole ma lei si è già inventata la luna, proprio per riuscire a dare risposte alla famiglia che ha, a questi ragazzi che crescono, a questi mariti, a questi uomini che forse non riescono a capire l'importanza di questo bene prezioso che è la donna. Basta vedere i femminicidi, abbiamo aperto l'anno in maniera incredibile, dei numeri pazzeschi, senza contare gli stupri, le violenze quotidiane che subisce questa figura fondamentale per la famiglia che è la donna. Allora, Primicerio, parliamo di soccorritori, ma anche là ci sono le donne che cercano nonostante tutto di dare un aiuto alla comunità, perché questo è quello che si fa. Prego, e spieghiamo anche di cosa si occupa Primicerio, anche se è già venuto. Prego. Buongiorno a tutti, noi ci occupiamo di essenzialmente due cose: trasporto di infermi con le ambulanze e assistenza alle manifestazioni durante i weekend. E poi ogni anno facciamo il corso di primo soccorso aperto alla popolazione, gratuito, attraverso il quale cerchiamo anche di reclutare nuovi volontari. Queste sono le attività che noi facciamo. Abbiamo 3 ambulanze, abbiamo la sede a Conegliano e non abbiamo nessun rapporto con la ULSS, non abbiamo nessuna convenzione per i trasporti secondari, perché la ULSS l'ha affidato tutto questo servizio, l'intera ULSS 2, a un'unica cooperativa. Noi siamo soltanto volontari e troppo piccoli per affrontare, credo la cooperativa che ha preso l'appalto ha più di 60 ambulanze, noi ne abbiamo solo 3. Tanto per essere... Però utili anche quelle, è vero, Primicerio? Utilissime, anche perché molto spesso purtroppo dobbiamo rifiutare servizi perché non abbiamo le risorse sufficienti per affrontarli tutti. Però insomma cerchiamo di farlo il meno possibile. Allora, Primicerio, un'altra cosa che vorrei capire: il mondo del volontariato, il mondo dei giovani, però questi giovani che fanno fatica ad avvicinarsi al mondo del volontariato. Lei come vede la situazione? Mirella, questa cosa già l'abbiamo una volta discussa. Allora, i giovani sono evidentemente una forza, perché sono sicuramente migliori di noi vecchietti, su questo non c'è dubbio. Però l'obiettivo del giovane non è fare il volontariato in primis, l'obiettivo del giovane è lavorare, perché si deve mantenere, deve fare la famiglia, eccetera, eccetera. Quindi trovare dei giovani che facciano i volontari è difficile, però noi ce l'abbiamo, e nell'ultimo corso, quello che è finito un mese fa, ne sono entrati 2 giovani, 25 anni e 27 anni, che lavorano e fanno anche il volontariato. È chiaro che è più difficile, è più facile trovare i pensionati, perché i pensionati sono più liberi, questo è ovvio. Però a me piace, e io sono un fautore anche quando lavoravo, per me il giovane è la forza ed è il futuro delle associazioni, delle imprese, delle società, eccetera, eccetera. Quindi sono da valorizzare senz'altro, e noi, diciamo, nel nostro piccolo cerchiamo di fare il nostro meglio. E nei 30, oggi siamo 36 purtroppo, perché recentemente è mancato un nostro collega, ci sono delle persone sicuramente 5-6 che hanno un'età inferiore ai 33-34 anni, e il resto siamo un po' più anzianotti, perché questo è. Però fin quando io credo che, ripeto, il giovane ha la forza della novità, ha la forza della curiosità, ha la forza che probabilmente con il passare degli anni e facendo poi molto spesso le stesse cose allo stesso modo noi non vediamo più. Io cerco di, per quanto possibile,
di invogliare anche i colleghi più anziani a cercare di innovare, a cercare di stare al passo con i tempi, però le posso confermare che le posso dire che è abbastanza difficile, perché le associazioni di volontariato, quelle nate 50 anni fa, 40 anni fa, erano basate soltanto su un principio: fare del bene, fare il volontario. Tutto il resto erano... Oggi non è più così, oggi dobbiamo seguire le leggi, in particolare in ambiente sanitario ci sono tante cose da rispettare e non si può fare il volontariato soltanto con la volontà, bisogna anche essere organizzati, bisogna avere le procedure, bisogna seguire tutti i protocolli che ci sono. Certo, se uno fa il volontariato per, diciamo, anche per scopi ludici, o tipo i fumatori di pipa, o ci sono tante associazioni, o il burraco, eccetera eccetera, è tutto un altro discorso. Per quanto riguarda invece operare in ambiente sociosanitario, bisogna operare con persone esperte, formate e seguendo tutto quello che c'è da seguire. Allora io, Chiara Peron, però dico che abbiamo visto anche degli esempi ultimamente, anche questo ragazzo che ha salvato un uomo che era caduto appunto con questo massaggio cardiaco, che l'aveva visto in televisione. Oppure l'ho imparato a scuola, me l'hanno insegnato. Vuol dire che se li intrighiamo e li facciamo diventare protagonisti, perché questo è quello che vogliono, essere intrigati ed essere protagonisti, forse riusciremo a fare qualcosa di più, ad avere anche più giovani. Il problema è che li guardiamo poco, li ascoltiamo poco su quello che potrebbero essere, ecco, le loro possibilità di diventare volontario. Cosa dice Peron? Beh, lei ha utilizzato una parola che a me piace tantissimo, che è intrigare, perché credo che i giovani, e sono d'accordo con il suo ospite, che la priorità dei giovani oggi è cercare di entrare nel mondo del lavoro, sì, fare volontariato poi, sì, se ne ho voglia, se ho tempo, ma soprattutto se mi viene in mente, perché io credo che nei giovani molto spesso il tema del volontariato sia ancora poco diffuso perché non conoscono. E quindi ignorando questa cosa probabilmente non se ne interessano. Ritengo fondamentale però che intrigare i giovani per renderli edotti a fare qualcosa di diverso da quella che è la normale routine sia una cosa da fare oggi per il presente, ma soprattutto per il futuro. È vero, e sono d'accordo ancora con il suo ospite, che ci sono protocolli serrati per le associazioni di volontariato, perché il terzo settore non risparmia nessuno, tant'è che io dico sempre che a tendere ci saranno le piccole associazioni, che sono quelle che tra l'altro si divertono di più, come il burraco che ha nominato prima, che dovranno sparire, che arriveranno poi a morire per forza, perché non possono sostenere costi, procedure e tutto quello che il sistema ha messo in piedi per ottenere un certo tipo di trasparenza, che è vero e ci sta, ma quando è troppo, perché a questo punto non risulta più volontariato, ma risulta un secondo lavoro. E i giovani anche per Fidas Vicenza sono importantissimi, tant'è che il 14 giugno, Mirella, che è la giornata mondiale del donatore di sangue per eccellenza e si celebra ogni anno, noi abbiamo deciso di creare un evento ad hoc proprio per i giovani. E ha fatto bene a dirlo, e sa perché le dico questo? Perché io ho avuto anche gli alpini e quando hanno fatto questi campi scuola hanno visto che c'era questa partecipazione, addirittura hanno avuto dei numeri in aumento, perché poi c'è stato il passaparola tra questi ragazzi proprio per la bellezza del momento che hanno vissuto. Allora io penso che se invece di fare le lezioncine in classe li facessimo salire nelle ambulanze, li facessimo toccare con mano, anche per quanto riguarda gli incidenti stradali, avete sentito morti anche in questi 2 giorni di festa, altri morti, altri ragazzi morti. Lo so che diventa un messaggio forte, ma loro vogliono i messaggi forti, loro vogliono questo, vogliono toccare, capire qual è la situazione. Forse abbiamo fatto un po' troppo delle letterine in classe, delle lezioncine, che poi alla fine quando uscivamo questi non si ricordavano neanche più cosa avevano detto. E posso anche assicurarvi che su 30 ragazzi, se riesci a captare l'attenzione di 10 hai già vinto la battaglia, non la guerra,
perché la guerra non la vinceremo mai, però la battaglia sì. Però il problema è che non riusciamo a far capire l'importanza del volontariato, perché ha detto benissimo però non lo conoscono, l'hanno detto a me nella classe, l'hanno detto, non sappiamo cosa sono le fragilità, non sappiamo cosa vuol dire CEOD, ma non la sapevano neppure i docenti che ho intervistato, ho detto ditemelo voi, neppure loro lo sapevano, ma vi rendete conto quanto lontani siamo da quella che è la realtà che viviamo noi tutti i giorni con le fragilità? Prego, Primicerio. Il volontariato, come lei ben sa, in Italia ce ne sono 5-6 milioni, quindi che non sia conosciuto, diciamo, è vero da un lato, però i numeri dicono diversamente. Insomma, il 10% della popolazione fa volontariato, questi sono i numeri. Secondo me dovrebbe essere molto di più e dovremmo cercare senz'altro di coinvolgere più i giovani. È molto difficile, bisogna che loro, che io credo che in particolare le manovre salvavita eccetera eccetera dovrebbero essere insegnate a scuola e ovviamente non è che si può insegnare sulle persone fisiche, ma bisogna sempre avere i manichini e diciamo metterle in pratica. Ovviamente è molto, speriamo mai, perché vuol dire però l'insegnamento teorico e anche pratico sicuramente aiuterà. Noi ogni tanto ci chiamano, lo facciamo e c'è qualcuno che poi ci segue. Però non è difficile, ripeto, per i giovani perché, diciamo, io ripeto, la priorità per il giovane è lavorare per vivere, perché altrimenti con il volontariato, perché il volontario partiamo dal presupposto che non riceve nessun compenso per legge. Allora, io adesso passo la palla a Chiara Peron. Perché io ho un'idea, io sto collaborando col Ministero della Giustizia, oltre che con la Procura dei Minori, e sto cercando di far capire anche alla Procura dei Minori che sono stanca di sentire che abbiamo i carceri pieni di questi ragazzi. Allora, la mia proposta è stata questa: perché non gli facciamo fare volontariato, nel senso metterli a lavorare, visto che li paghiamo e quando fanno volontariato poi non si pagano perché vengono là, però sono pagati, li mettiamo all'interno di queste associazioni che hanno bisogno di queste figure, gli insegniamo cos'è anche la vita umana, il valore, il rispetto. Sa che quasi quasi ci stanno pensando forse, perché io penso che non risolviamo il problema lasciandoli là. Non lo risolviamo e noi abbiamo bisogno di giovani, perché abbiamo una popolazione che sta invecchiando in maniera incredibile. Basta vedere i centenari, anzi le centenarie che abbiamo, perché questo la dice lunga, oppure gli ottantenni, oppure i novantenni. E queste sono figure che hanno bisogno del supporto di questo ragazzo, ma finché continuiamo a dividere, perché dividi vuol dire dividi et impera, non andremo da nessuna parte. Cosa ne pensa Chiara? Beh, sono d'accordo con lei, anche perché io sarei uno per istituire nuovamente anche il servizio militare e una parte di servizio civile anche per le donne, perché serve sicuramente a questa gioventù. E poi il volontariato sì, serve. Sono d'accordo che i ragazzi hanno bisogno di qualcosa di concreto, di un esempio pratico, perché la filosofia è tutta fuffa e quindi entra per un orecchio e fuori dall'altro. Devono capire esattamente di che cosa si tratta e provarlo sulla propria pelle. Infatti io dico sempre che quando noi ci avviciniamo ed entriamo nelle scuole, negli istituti superiori con la donazione di sangue, e quando i ragazzi ci dicono ma io ho paura del lago, sì, hai paura del lago, però c'hai un braccio che è pieno di tatuaggi, e allora l'ago del tatuaggio fa meno male rispetto a un ago che aiuta invece le altre persone, e allora io ti prenderei, ti porterei a fare un giretto in ematologia e ti farei vedere che cosa succede lì dentro, perché è solo lì che una persona si rende conto del bisogno che c'è oggi.
E poi anche, Mirella, le dico un'altra cosa, che il Centro Servizi Volontariato ogni anno indice una sorta di concorso, tra virgolette concorso, lo chiamo così io, ma non è la parola corretta, per aprire al mondo del volontariato i ragazzi, dando anche un piccolo simbolico compenso, e non si presenta nessuno. E allora com'è sta storia? Ma le sembra che questo mondo che lei ha nominato li intrighi abbastanza? Cioè, pensate che arrivino così tanto perché ho mandato una letterina, ho fatto, oppure bisogna andarli proprio a prendere? Quello che sto cercando di far capire assieme ai loro docenti, che forse sono loro che devono poi accompagnarli, perché da soli non arrivano, a toccare quella che è la realtà del nostro territorio, che è anche il mondo del volontariato, perché non c'è solo la gita scolastica in Francia o in Inghilterra o chissà dove, c'è anche il mondo del volontariato. Mi spiega perché non ce li portano mai? Allora, se vogliono venire possono venire alla domenica. No, alla domenica non ci vengono da soli, non ci vengono, e le famiglie non li portano. Sono loro che forse lo devono capire l'importanza del mondo del volontariato. Io mi ricordo che ho avuto, Chiara, e lo dico anche a Alfredo, degli insegnanti di una volta, le vecchie maestre di una volta, dove ad esempio fra poco ci sarà il 7 aprile, tanto per ricordarlo, dove c'è stato questo bombardamento terribile anche a Treviso, ecco, soprattutto anche con una bomba amica, perché qualcuno se lo dimentica. Portavano i ragazzini, ma già il giorno prima, a visitare questi luoghi veramente importanti per la patria, per il territorio. Sembra che facciano questo. Noi abbiamo i sacrari, che se non ci sono gli alpini, i volontari, non sanno neppure che esistono, non sanno neppure che nel loro paese abbiamo i sacrari, non sanno dove sono. Ma vi rendete? Sono ragazzini che sono morti 16-18 anni per la patria, ma questi non possiamo dare la colpa a loro, perché nessuno fa questo. Primicerio, cosa dice? Sono d'accordissimo. Io però sono molto entusiasta della sua proposta con il Ministero di Grazia e Giustizia. Quella sì che sarebbe veramente utile. Ma lo la stessa cosa non sono soltanto per, non mi rivolgo tanto ai ragazzi, va benissimo per il volontariato, ma anche a tante persone che sono in carcere e che non fanno niente. Perché ci sono tantissimi servizi utili, ma miliardi, e li manteniamo così a peggiorare la loro situazione psicofisica, tra le altre cose, e quindi ben venga. Ci vuole una bella visione, lei sicuramente che ha tanta forza che capisco che forse così non si può andare avanti. Certo. Però quello che volevo anche chiedere a Chiara, però noi abbiamo ho avuto anche l'Aido l'altro giorno, ho avuto l'Avis, tante associazioni, però quello che si capisce è che qualcosa si sta muovendo, nel senso che le donazioni sono aumentate, questo è un bel sperare. Ma perché succede questo? Perché c'è stata più comunicazione, la gente sa di cosa si parla. Una volta parlare di donazioni in famiglia, ma non si sapeva neanche che c'era la donazione, non sanno neppure che abbiamo la banca dei tessuti, dove sono le banche dei tessuti, ma anche in classe di queste cose non ne parlano. Allora vogliamo capire che forse, come si diceva prima, dobbiamo andarli a prendere e portarli anche negli ospedali a vedere qual è la realtà anche del loro territorio. Ne ho parlato anche col direttore Benazzi e mi ha dato ragione, adesso vedremo se riusciremo a fare questo, però ci vuole, da soli non si va da nessuna parte, bisogna fare rete, ecco, bisogna fare squadra, ma mi sembra che certi docenti e certi dirigenti forse non ci sentono. Prego. Però è vero, diciamo che allora, se il mondo i donatori di sangue non arrivano da soli, ma arrivano per il tramite delle associazioni. Se le associazioni non ci sono, qua veramente muore tutto, perché uno non è che parte da solo. E quindi i volontari che operano per le associazioni, quindi anche in Fidas Vicenza ce ne sono più di 1000 che operano nei vari territori della provincia, che sono fuori un fine settimana sì, un fine settimana no, quindi persone che dal carattere nobile, dalla missione nobile, che veramente prendono il loro tempo per dedicarlo agli altri e per
ottenere i risultati che abbiamo ottenuto, perché anche nel 2023 siamo cresciuti e abbiamo dato e abbiamo donato all'attività trasfusionale quasi 29.000 donazioni, quindi tanta roba. 2024 è ripartito anche bene nuovamente. Adesso Mirella, da maggio in poi vediamo come procede, perché la Regione Veneto ha detto proviamo a fare un portale unico di prenotazione per i donatori di sangue della Regione Veneto, facendoli entrare con SPID oppure carta d'identità elettronica, e quindi adesso vediamo come procede, perché tanti saranno un po' incriccati da questa cosa, tanti altri magari non ce l'hanno, e quindi per noi sarà una sfida contro tutti, insomma, dai, però ci proviamo, però bisogna sempre andarle a prendere le persone, perché da sole non arrivano, sono d'accordissimo con lei. Bisogna andarle a prendere. Andiamo a vedere invece questa sfilata Fidas, che è molto importante, poi la commentiamo con Chiara Peron. Benissimo, siamo reduci da una serata meravigliosa in compagnia di tutta Fidas Leccese, di tutta Fidas Vicenza, e stamattina un'amicizia pazzesca che ci ha portato con un corteo meraviglioso. La soddisfazione della presidente Fidas cittadina per l'epilogo dei festeggiamenti del 40° anniversario dello storico gemellaggio con la sezione di Lecce. Oltre 700 i donatori di sangue hanno percorso ieri il centro cittadino in corteo, applauditi dai cittadini tra le note della banda di Isola Vicentina. Un progetto ambizioso, quello nato nel 1983 per esprimere concretamente solidarietà alla popolazione salentina colpita dall'anemia mediterranea. Un gesto disinteressato che diede slancio alla cultura del dono anche nelle terre del sud, dove forte era l'esigenza di sangue. Quei primi 760 donatori vicentini giunti in Puglia allora con un treno speciale sono stati ricordati domenica dai donatori radunati in Piazza dei Signori alla loggia del Capitaniato. Un gesto che pose le basi per realizzare i successivi progetti di cooperazione, progetti che ora vedranno come obiettivo il prossimo anniversario del 50° celebrato in Salento. La 2 giorni di festeggiamenti di ieri si è infine conclusa al Duomo con una santa messa officiata dal vescovo di Vicenza, Monsignor Giuliano Brugnotto, che nell'omelia ha illustrato la parabola del perdono, sottolineando le similitudini con la semplicità del dono. Sì, una santa messa meravigliosa, un ringraziamento particolare a Monsignore che ci ha fatto emozionare, e un rinnovo alla donazione, quindi grazie agli amici leccesi che sono venuti su in questo 40° gemellaggio, grazie a Fidas Vicenza e a tutti i nostri amici donatori e responsabili che hanno saputo organizzare in maniera maestosa tutto questo, e un appello a tutta la cittadinanza: avviciniamoci alla donazione di sangue, perché sentirsi parte attiva di un processo decisionale verso la speranza e verso la vita sicuramente è un qualcosa che lascia il segno e ti rimane per tutta la vita. Allora, Primiserio, come commenta questo servizio? Complimenti, bellissimo. È un mondo, ovviamente, noi portiamo molti pazienti al centro trasfusionale lì a Conegliano per ricevere il sangue perché sono malati, e vediamo che c'è sempre gente. Questa cosa si fa normalmente dalle 11 in poi, perché prima delle 11 ci sono tutte le donazioni, e per il momento c'è sempre la fila, quindi la donazione di sangue è uno strumento fondamentale, e credo che non soltanto perché il sangue serve non soltanto per i casi molto molto critici, ma serve anche durante le normali operazioni, perché una trasfusione eccetera ce n'è sempre bisogno. Quindi complimenti, siete bravissimi, e dobbiamo sicuramente sempre insistere e fare propaganda, anche se oggi forse tra i tanti mali che fanno i social, forse un minimo di bene, nel senso che mettendo qualche annuncio su Facebook, su Instagram eccetera eccetera, diciamo anche i giovani, che sono quelli che usano di più questi strumenti, forse riescono perlomeno a leggere e ad essere sfiorati dall'idea che un domani potrebbero essere anche loro protagonisti. Quindi io sono fiducioso, io ho sempre avuto molta fiducia nei giovani, anche se si dice che i giovani di oggi non sono interessati eccetera eccetera, ma io sono fiducioso, quindi
Basta accelerare, basta accelerare. E poi anche questo po'. sodalizio, io che vengo dal sud, il sodalizio nord-sud, meglio ancora. Quindi, però quello che abbiamo visto è che non abbiamo visto i giovani. Noi abbiamo visto in questa sfilata quasi tutti, perché bisogna dirlo, e penso che questo fa male perché io sono convinta, come dice Primicerio, che forse tanti giovani, se fossero stati intrigati, avrebbero partecipato. Perché? Perché forse nel loro DNA c'è anche questo, ma non lo conoscono. Qualcuno glielo deve tirar fuori, deve estrarre questo dal DNA, che è il volontariato. Ma il volontariato è una cosa seria, una cosa che impegna. Ma chi ha detto che loro non vogliono impegnarsi? Però per impegnarsi bisogna provare. E ora forse se diamo la possibilità di provare, Chiara, forse li vedremo di più a queste sfilate, perché non è possibile che noi li vediamo su delle cose veramente riprovevoli, perché hanno un'energia, a mio avviso, dentro enorme, solo che la stanno tirando fuori nella maniera sbagliata. Noi dobbiamo riuscire a tirare fuori questa energia e fargliela veramente mettere tutta in quella che è la positività. Cosa dice Chiara? Sono perfettamente d'accordo, infatti noi adesso abbiamo rinnovato per il nuovo mandato 2024-2028 tutti quanti i gruppi, tutti i direttivi di gruppo. Adesso al 7 giugno andremo a rinnovare il Consiglio di Presidenza e partirà ufficialmente poi il quadriennio, e all'interno dei nuovi direttivi sono stati nominati anche dei giovani. Fidas Vicenza ha un coordinamento giovani all'interno, e questo coordinamento cambierà anche il responsabile, e già lì abbiamo iniziato a parlare un linguaggio diverso e a intrigare in maniera diversa anche le persone, tant'è che il prossimo 15 aprile ci sarà il primo incontro tra di loro, e per cercare di organizzare anche degli eventi ad hoc, perché loro devono seguire una via diversa che non è solo parallela ma si incrocia con quella dei veterani per parlare la stessa lingua ma in modalità comunque diverse, e ci stiamo lavorando. È uno sforzo enorme perché ci vuole tempo, ci vogliono persone e ci vuole tanta energia, ma se ci crediamo l'energia la troviamo anche quando siamo stanchissimi. Io ho visto anche questi studenti, questi universitari che hanno veramente dimostrato per la guerra. Ecco, lasciamo perdere quale guerra, per le guerre. Loro sono in prima linea, sono loro che dimostrano nelle piazze, oppure quando c'è un evento, un'emergenza, sono i primi a partire, Vuol dire che quando la cosa lo intriga c'è il giovane. Allora cerchiamo di fare capire che forse il volontariato è la ragione di vita, perché è la tua vita che dai qualche ora, qualche giorno, come vuoi, a quella che è la comunità, che è la tua comunità. Sono le tue radici nella comunità. Forse è questo che non riusciamo ben a spiegare, Primicerio. L'altra volta quando ci siamo incontrati le citavo una frase di Sevegnini del Corriere della Sera. Noi in Italia, in particolare i giovani, siamo i primi, come dice lei giustamente lei, ad accorrere nelle sciagure, nei terremoti, negli alluvioni, e ci rimbocchiamo le maniche e vediamo delle scene bellissime. Trasformare questo in una attività continua è tutta un'altra cosa, perché tutti noi ci butteremo diciamo ad aiutare chi soffre, eccetera, eccetera, in quel momento, perché lo vediamo in televisione, perché le case sono crollate, eccetera, eccetera. Ripeto, però, farlo, tra virgolette, di mestiere è un'altra cosa. Noi italiani siamo bravissimi perché siamo molto empatici, siamo molto solidali, eccetera, eccetera, nelle emergenze. Nella vita quotidiana un po' meno. Io non ci credo, e sa perché, Primicerio? Perché io questi giovani li vedo nell'ambiente, ad esempio, e perché succede questo? Perché noi siamo divisi, noi abbiamo i campanili. Allora, quando un'associazione fa un qualcosa di buono, la fa lei quel giorno e si chiude. Se invece ci mettessimo tutti assieme, cosa che io sto facendo però e vi inviterò anche, tutte quelle associazioni che dicono che non hanno spazio, che non si sentono visibili, che hanno bisogno anche di far capire che esistono anche loro, visto che questi grandi campanili, abbiamo i rene, i grandi campanili e le
le regine e non vogliono le principesse perché le hanno già, hanno le loro principesse, i loro principini. Io sto mettendo assieme questo, tutte quelle realtà che non si riscontrano nei grandi campanili, vediamo cosa inizierà, e si chiama Le associazioni abbracciano le associazioni. Vuol dire che tutti assieme, indipendente che tu ti occupi di sangue, di organi, di alimentari, quando facciamo un qualcosa lo facciamo tutti assieme, e sa che funziona? E sa che funziona. Soprattutto sono messe anche in prima linea proprio quelle famiglie che tutto avrebbero pensato di fare ma non di aiutare le altre, vuol dire condividere il dolore. Queste mamme che hanno perso i loro figli, incidenti stradali, incidenti sul lavoro, suicidi, si sono messi assieme per aiutare altre famiglie. Forse vuol dire che manca proprio questo, manca l'aggancio, la continuità di quello che facciamo. Un colpo lo fa uno, un colpo lo fa l'altro, però alla fine è come non avessimo fatto niente, perché non riusciamo a chiudere il pugno con qualcosa in mano se non un pugno di mosche. Bella giornata, tanta gente che si ricorda più fino all'anno scorso di quello che faremo, oppure 2 volte all'anno. Prego Chiara. È vero, è verissimo, e tant'è che io credo che i primi organi che devono acuire questa sensibilità devono essere i comuni, perché i comuni devono avere questo onere, questo onore di mettere insieme le associazioni del paese e di portarle in palmo di mano, perché altrimenti se muoiono le associazioni, alla fine cosa si fa? Muore anche quella sensibilità che le persone non si possono ritrovare nel proprio territorio e che magari poi la vanno a ricercare da altre parti. La possibilità di operare insieme è importantissima, io ci credo tantissimo. A volte ci sono scogli importanti perché ci sono scogli dettati soprattutto dalla mentalità, una mentalità che è legata alla tradizione, dove qualcuno magari dice ma 50 anni fa si faceva così, si è fatto per 50 anni, quindi può andare bene così, farla ancora per i prossimi 50, e in realtà non è proprio così. Adriana da Crocetta. Ciao Adriana. Ciao Mirella. Io vorrei dirti una cosa, tu pensi di riuscire a mettere d'accordo, ti parlo soltanto del comune di Crocetta di Montello, ci sono 3 asili, tutti e 3 fanno fatica ad andare avanti, perché ci vogliono soldi, riscaldamento e poi tutto. Pensi che si siano riusciti a metterli d'accordo, farne un unico, neanche se vuoi. E allora vedi che parlare sì, ma se non si realizza niente, è meglio lasciarli stare. Cosa dici per me, Mirella? Dico di no, dico che io ci credo, dico che ho visto il risultato, perché da 3 siamo passati a 30 e non sono poche. Ecco, spero che aumentino di più. Il problema è che quello che hai detto tu è politico, vedi? Allora, la politica ragiona così, certi politicanti, non tutti. Se tu mi dai visibilità, hai i numeri, allora io ti supporto. Ma se tu sei piccolo oppure non fai parte del mio cerchio magico, non ti supporto e allora ti lascio. Allora succede che gli asili, adesso come hai detto tu, c'è qualcuno che non vuole unire, non vuole mettere assieme quello che vorresti anche tu. Ma perché questa divisione? Cerchiamo di unire, ma te l'ho detto anche prima che siamo in campagna elettorale e adesso verranno supportati quelli che daranno più visibilità, che avranno i numeri, perché in politica contano i numeri e quando vai a votare loro hanno bisogno dei numeri. Tanto vedi che adesso tutti quelli che sono in campagna elettorale dicono è il cittadino che deve votare. Sì, e fin adesso il cittadino dove l'hai lasciato? Non ti sei ricordato prima che c'era anche il cittadino che forse aveva bisogno di capire cosa volevi fare e ci fosse più trasparenza? Hai capito come funziona? Perciò io dico sveglia Veneti, guardate che dovete svegliarvi veramente. Ma detto questo andiamo a vedere questa donazione, questo dono del sangue Fidas. Dono sangue Fidas. Quest'anno non porto regali, i doni più belli sono
quelli che fate voi col vostro impegno solidale. Buon Natale da Fidas Vicenza. È questo l'augurio dei tanti volontari della Fidas Vicenza che in questi giorni stanno girando tra i vari centri trasfusionali del territorio a portare un sorriso ai donatori con un gadget, un calendario, un segno per ricordare quanto sia importante donare per salvare altre vite. I giovani di Fidas Vicenza stanno facendo un tour questa settimana all'interno dei centri trasfusionali, dei centri di raccolta sangue del Dipartimento di Vicenza, quindi dall'UL 7 all'ULS 8 contemporaneamente si va da Montecchio all'Onigo, piuttosto che Vicenza, piuttosto che Thiene, Bassano, Sandrigo e così via. Perché? Perché hanno voglia di portare un sorriso, una parola di conforto, un piccolo gadget, una stellina da appendere all'albero di Natale per ricordare quanto bravi sono i donatori di sangue, per ricordare anche al mondo intero quello che è il nostro dono, il dono di fare felici le persone e di aiutarle nel momento in cui non c'è la possibilità di avere un'ottima salute e un'ottima posizione all'interno della società. E allora qual è l'augurio per Natale a donatori e non? Tanta soddisfazione, tanta salute, tanta felicità e soprattutto tanto benessere a 360 gradi per tutti. Grazie veramente di cuore e buone feste. Allora Chiara Peron, abbiamo visto Babbo Natale, invece l'altro giorno abbiamo visto Gesù Cristo in croce, c'è niente da fare, ogni Pasqua ce lo ricorda. Ecco, per fortuna che poi c'è questa resurrezione, ecco, che spero avvenga anche nel mondo politico, visto che abbiamo dato un segnale, c'è il 50% e più della gente che non va a votare. Questi sono numeri veramente che fanno capire che forse anche loro devono cambiare il registro, devono intrigare di più, ecco, la comunità, perché sennò non andremo da nessuna parte. Però la comunità ha bisogno di sangue, ha bisogno di ossigeno, ha bisogno delle materie prime, diciamo, per sopravvivere. Primicerio, cosa bisogna fare per fargli capire che forse non devono sentire ma ascoltare di più? Se lo sapessi e avessi la bacchetta magica sarebbe... Non è che siamo troppo tiepidi, Primicerio, con loro? Siamo troppo tiepidini? Può essere, ci vorrebbe un po' più di sangue forte, sì. Forse un po' più di sangue che proviene dalla Fidas per fare... Ma è difficilissimo evidentemente fare delle battaglie contro molto spesso i mulini a vento, se non sei supportato, se non c'è una volontà, perché poi dopo sono alla fine, diciamo, per cambiare tra virgolette la società, poi alla fine ci vuole anche la legge, ci vuole anche la politica, quindi è la politica ovviamente che dovrebbe avere maggiore interesse a far sì che il volontariato sia più Vediamo anche le slide che ha portato Primicerio, per cortesia, queste slide show, che così facciamo anche vedere anche Primicerio di quello che si occupa. Eccoli qua, perché è giusto vedere anche questi soccorritori. Prego Primicerio. Questi qui sono i momenti dell'inaugurazione della nuova sede dell'associazione. Noi siamo stati per 50 anni ospiti all'interno dell'ospedale di Conegliano e dopo 50 anni, 52 per l'esattezza, ci hanno sfrattato. E quindi abbiamo chiesto, anche il Comune ci ha detto sì, siamo disponibili, vediamo, facciamo. Dopo 2 mesi non avevamo fatto nulla e quindi abbiamo deciso di costruirci noi la nuova sede. Quindi abbiamo preso i soldini che ci eravamo messi da parte, li abbiamo investiti. Adesso abbiamo una nuova sede. Che si trova dove, Primicerio? Il Comune ci ha dato in concessione un'area per 33 anni che sta all'interno della stessa area dove ci sono la Protezione Civile di Conegliano e i Cavalieri dell'Etere, vicino ai Vigili del Fuoco, vicino anche c'è la Croce Rossa, insomma diciamo che l'intenzione nobile sarebbe quella di creare un polo di emergenza, ce ne vorrà tantissimo, però abbiamo cominciato. È una bella cosa questa. Sì, non le dico la fatica che ci è costata e ancora non abbiamo finito. Ma quando hai l'obiettivo ben preciso riesci però. Assolutamente, anche perché noi avevamo nel contratto con la USL avevamo le due parti avevano 6 mesi di preavviso per esercitare la clausola rescissoria.
a noi ci hanno dato 6 mesi, alla fine abbiamo chiesto 2 in più perché abbiamo avuto qualche problemino e alla fine comunque ci siamo riusciti. Con molta fatica, però le cose se uno le vuole le fa. Avete capito che abbiamo terminato bene perché abbiamo capito l'importanza di fare squadra, di stare assieme, di credere nell'obiettivo che è quello di aiutare la comunità. Perciò bellissime le parole di Alfredo Primicerio, che ringraziamo, Presidente Associazione Soccorritori Conegliano. Come ci saluta Chiara Peron? Un minuto veloce. Un saluto enorme a tutti quanti e un ringraziamento a Mirella per l'invito. Saluto anche il signor Primicerio e gli faccio un enorme in bocca al lupo per il proseguo dell'attività, perché è un'attività meravigliosa e quando sento che qualcuno ha dato lo sfratto ad un'associazione del genere mi vengono i brividi e mi chiedo perché, ma non importa. Faccio un invito a tutte le persone, a tutti i donatori di sangue a continuare a donare il sangue e a continuare a fare questo bellissimo atto e gesto d'amore, e invito i giovani e soprattutto chi non è ancora donatore ad avvicinarsi alle associazioni attraverso i siti internet per prendere delle informazioni e compilare una sorta di promessa di donazione per provare a fare la prova di idoneità, perché scopriranno un mondo meraviglioso. Grazie Mirella. Grazie a Chiara Peron, Presidente Fidas Vicenza. Inviteremo anche Chiara Peron alla prossima manifestazione che faremo, così ci conosceremo tutti assieme. Vi dirò anche Primicerio, perché vale la pena, dobbiamo fare squadra assieme. Dobbiamo fare squadra. Grazie. Adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Bucatini del contadino. Questo pasto era improvvisato dai lavoratori dei campi in modo molto primitivo, mettendo su un fuoco un tegame con gli ingredienti che trovavano a portata di mano nei campi e che stavano coltivando. In seguito fu aggiunta la pancetta per renderlo più saporito. Ingredienti per 4 persone: 320 grammi di bucatini, 300 grammi di pomodori maturi, 80 grammi di pancetta, 4 peperoni, 2 rossi e 2 gialli, un cucchiaio di capperi, una cipolla e uno spicchio d'aglio, un pizzico di origano, un ciuffo di prezzemolo, 6 foglie di basilico, mezzo peperoncino rosso, 10 olive verdi snocciolate, mezzo bicchiere di olio di oliva, 4 cucchiai di pecorino grattugiato, sale. Pulite e lavate i peperoni e tagliateli a listarelle. Preparate un battuto con cipolla, aglio, prezzemolo e basilico. Tagliate la pancetta a pezzetti e fatela soffriggere nell'olio con il trito e i peperoni a fuoco lento. Dopo circa 10 minuti aggiungete i pomodori tagliati grossolanamente, il peperoncino, l'origano e il sale. Fate cuocere il sugo a recipiente coperto, mescolando ogni tanto. A cottura quasi ultimata, unite i capperi e le olive spezzettate. Cuocete i bucatini in abbondante acqua salata portata a ebollizione. Scolateli al dente. Conditeli con il sugo e il pecorino grattugiato e servite. Buon appetito!